schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà, sì che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. Eh sì, Franco Battiato vedeva molto lungo queste parole di questa canzone, fanno molto riflettere dove andrà questo paese, questa patria. Però io volevo ricordare anche con queste parole Roberto Zanolli: la vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Questo Roberto Zanolli che sarà ricordato oggi, sabato 6 maggio alle ore 16:30 al Teatro Aurora di Treviso. Questa manifestazione per condividere la sua passione per il teatro amatoriale, il suo impegno per le persone fragili, la sua attenzione all'aspetto dell'umanizzazione nell'ambito dei servizi sanitari e sociali. Faccio vedere anche questa locandina perché è importante ricordare questo uomo che veramente per il mondo della fragilità ha fatto molto, soprattutto con il teatro, questo teatro amatoriale, e come ripeto questa sera, oggi sabato 6 maggio alle 16:30 al Teatro Aurora di Treviso si ricorderà questo importante uomo, Roberto Zanolli. Detto questo, vi presento subito in presenza un ospite graditissimo, è il professor Andrea Bellieni, responsabile del Museo Correr di Venezia. Buongiorno professore, grazie di essere qui con noi. Tante passioni, lei invece la passione per l'arte, la bellezza, la cultura. Prego professore, si presenti. Beh, passione da bambino direi, proprio coltivata dalle scuole elementari e poi portata avanti. Sono diventato architetto, ho cominciato anche a fare l'architetto vero, costruendo,
e soprattutto però già cominciando ad occuparmi di restauro, quindi diciamo di cose antiche, di cose preziose. E poi sono entrato, diciamo, nel mondo dei musei e quindi ho cominciato a fare in realtà il museologo, no? Da architetto anche un po' il museografo, quindi occupandomi anche proprio di allestimento, ma poi e ora soprattutto il museologo, quindi occupandomi soprattutto del patrimonio museale dei nostri musei. Oggi così seguo, curo il Museo Correr di Venezia, che è uno straordinario universo, poi ne parleremo se vorrete. Però prima appunto io sono trevigiano e prima di occuparmi appunto del Museo Correr mi sono per alcuni anni occupato dei musei civici di Treviso. E addirittura prima nella sede vecchia, nella vecchia sede prima del vecchio Museo Bailo, esatto. E diciamo mi sono trovato un po' negli anni, nel momento in cui i musei si stavano trasferendo appunto nella nuova sede di Santa Caterina, e appunto mi sono occupato appunto di quelle prime fasi con il museo, la sezione archeologica, l'inizio del trasferimento della Pinacoteca, e poi dal 2008 appunto sono passato a Venezia e l'universo si è ampliato, vabbè, alla serenissima, diciamo, alla cosiddetta dominante, no? E salutiamo anche la Presidente. La mia Presidente, sì, certamente. La salutiamo perché è una donna illuminata di più. Maria Cristina Gribaudi è la Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, che dal 2008 appunto segue, cura e gestisce per conto del Comune di Venezia ben 11 musei, 11 sedi museali. Esatto. È una rete veramente straordinaria, non so quante sono le realtà in Italia paragonabili alla nostra, sono appunto 11 musei, ma insomma, il numero uno di questa rete è Palazzo Ducale, per cui questo basta a dire appunto del significato e dell'importanza e anche proprio del valore incredibile. E Maria Cristina da alcuni anni, Maria Cristina Gribaudi è appunto la nostra Presidente, il nostro riferimento, diciamo, e con lei lavoriamo molto bene. Allora salutiamo anche l'altra ospite che è collegata con noi da Mogliano Veneto, che è Mara Girardi. Buongiorno Presidente, piacere rivederla veramente, che è Presidente dell'Associazione Fattibilimo, un'associazione che si occupa di fragilità, tanto per non dimenticarci mai tutti i giorni, tutte le mattine a Sveglia Veneta, che grazie a queste associazioni, a questo mondo del volontariato che si occupa delle fragilità, forse veramente si cerca di dare un po' di sollievo, un po' di respiro a loro, alle famiglie, dare dignità a queste persone. Però prima di passare a Mara Girardi alle fragilità vorrei continuare con questo importante ospite che abbiamo questa mattina, perché ci fa capire l'importanza di Venezia, non solo di Venezia, di questa città meravigliosa che veramente ha un afflusso incredibile di turisti che vengono da tutto il mondo. Adesso per fortuna in queste ultime settimane ecco, veramente un fenomeno incredibile, straordinario, veramente, diciamo, forse una reazione dopo i momenti, diciamo, di assoluto deserto che Venezia ha vissuto nei momenti così più duri del Covid, proprio una specie di contrappasso. Venezia è presa d'assalto veramente in questi ultimi ponti, 1° maggio, 25 aprile, una cosa straordinaria, un pubblico di nuovo finalmente internazionale, sono tornati addirittura i turisti americani, ma anche gli orientali e tantissimi italiani che riscoprono, diciamo, Venezia, la riscoprono certamente nei luoghi simbolici, quindi tra Rialto, San Marco, ma anche direi proprio nelle zone un po' più marginali, verso Castello, verso la visitano in toto, diciamo. Però questa visita ai musei, dobbiamo dire, a queste meraviglie che abbiamo, è dovuta anche alla grande opera di restauro
che anche la Presidente Garibaldi è riuscita a portare avanti e a diciamo fare? Che è parte essenziale, diciamo, della nostra mission, perché noi, diciamo, siamo un po' i custodi, diciamo. E allora però questo avviene, e vorrei andare a vedere questo servizio molto importante, perché si parla di restauro, di questi giovani, di questi ragazzi che hanno fatto questo corso. Andiamo a vedere all'Irigen cosa è successo e la premiazione che è stata fatta. Andiamo a vedere. E io spero che la loro mente si apra, spero che capiscano che il futuro è possibile sempre migliorarlo. Non un semplice ripristino, ma un intervento che racconta la poesia di un nuovo tempo attraverso la tecnologia e mani sapienti. È con questo spirito che Irigem, l'ente di formazione professionale, ha messo a disposizione di restauratori e tecnici un corso gratuito di specializzazione finanziato dalla Regione Veneto. 50 ore di lezione, una classe di 17 restauratori e in cattedra una docente d'eccezione. Il corso tratta di tecniche multispettrali a supporto del lavoro del restauratore. Si tratta di tecniche non invasive che ormai sono entrate nella routine. Tratterà parte teorica sulle tecniche multispettrali, sull'utilizzo di diversi materiali, l'individuazione di diversi restauri, dopodiché passeremo alla parte pratica, quindi con applicazione di strumenti, acquisizione di immagini, elaborazione di immagini e appunto interpretazione dei dati. Custodire il patrimonio, conservarlo e renderlo fruibile a tutti, un ruolo, quello del restauratore specializzato, sempre più richiesto. Avere restauratori formati in un certo modo e che abbiano seguito corsi di specializzazione che intendono appunto offrire una panoramica su nuove tecniche, nuove indagini è molto importante. Che cosa si aspetta da questo corso? Beh, sicuramente di migliorare le mie conoscenze e poter migliorare anche nella mia attività lavorativa. E se da una parte si celebra un inizio, dall'altra si premia la fine di un percorso, consegnati gli attestati di qualifica professionale per il corso di tecnico del restauro di beni culturali 2022 che ha visto partecipanti da tutto il mondo. Cosa le è piaciuto di questo corso? A ver, como yo soy restauratrice d'arte, pensavo fare la specialistica in carta. Finalmente l'ho trovata. Un'impronta, quella di Irigem, riconosciuta in tutto il territorio. È un istituto scolastico, un istituto professionale importante per il nostro territorio, non solo per Osà, che sono opportunità che permettono anche di conoscere, non solo poi, e imparare a conservare quello che è il nostro patrimonio culturale e artistico. Allora, professor Bellieni, come commentiamo questo servizio? I giovani, meno giovani, però questa passione, perché deve essere anche una passione il restauro. Beh, certamente, è una vocazione, non ci si può, come in tutte le professioni direi, no? Bisogna veramente sentirla e amarla, e devo dire che veramente, come questi ragazzi dell'Irigem, veramente ce ne sono tantissimi di bravi. Cioè, diciamo che certamente la scuola italiana del restauro è assolutamente prestigiosa a livello mondiale. Sentite? Questo diciamolo, perché abbiamo degli istituti, diciamo, di formazione superiore come l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, l'Ufficio delle Petredure a Firenze, che sono, come dire, scuole internazionalmente leader, ma diciamo nella formazione quella più territoriale, e l'Irigem spicca certamente in questa, escono delle professionalità veramente preziose a tutti i livelli, e devo dire che noi che lavoriamo nel campo appunto della conservazione, della tutela del patrimonio, appunto ce ne valiamo. Io appunto collaboro quotidianamente con diciamo, restauratori diplomati, formati d'alto livello, ma accanto a loro ci sono sempre dei ragazzi straordinari. Noi stessi collaboriamo con degli istituti proprio di formazione, e per esempio per loro forniamo, come dire, dei pezzi prova. Naturalmente, come dire, magari non i capolavori, magari non Bellini, però delle altre cose, diciamo, comunque importanti, che sono sottoposte naturalmente sotto l'occhio vigile della sovrintendenza, naturalmente a cure conservative, e quindi diciamo che questa generazione di giovani restauratori ci fa ben sperare. Quindi quello che ho appena sentito nel servizio veramente ci dà grande fiducia e speranza nel
nel futuro, perché il patrimonio, si sa, il patrimonio storico-artistico è da un lato immateriale, perché è la nostra storia, la nostra identità, ma però dall'altro lato è anche materiale, quindi come tutta la materia sottoposta a degrado. Le cause di degrado oggi non sono certo poche, anzi sono aumentate, e quindi, come dire, essere tecnicamente preparati proprio sulla conservazione della materia, che è la parte appunto che costituisce le opere d'arte, le opere che ci vengono dal passato, è fondamentale. Fondamentale. Trattare i metalli, trattare la pietra, trattare il legno, no? Quindi abbiamo il numero 1, indovinate chi è questa mattina? Il nostro Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella. Come stai? Bene, grazie Mirella. È collegato tutto l'ospedale di Venezia con noi, vero? Hai fatto il passaparola? No, sono all'Angelo, Mestre. Ah, l'Angelo sei di Mestre. All'Angelo Mestre. Volevo dire che Venezia è un museo aperto. Noi quando eravamo io bambino, negli anni 50, ci portavano a vedere i musei, la cripta della chiesa di San Marco, andavamo dappertutto, il Palazzo Ducale, la Sala delle Armi, il Ponte di Sospiri. Con le scolaresche, poi Venezia con la Serenissima, i più grandi artisti, i più grandi scultori, era tutti là, perché vedeva il denaro, figa fatto che figa fatto. Ma Venezia ha musei, poi la storia dei campi, dei ponti, che ha tutta una storia, anche per esempio San Piero del Castello, come che è nato, per via dell'Arsenale, è una storia continua. Ora dice, addirittura delle arte, non so, a San Rocco, la Chiesa di San Rocco che è importantissima, con la pinacoteca che è una delle più belle del mondo, la Chiesa di Frari, dove c'è Porto Canoa. Voglio dire, Venezia, è giusto che io metta a posto che investare a Brio, perché è un valore aggiunto e la gente viene, perché Venezia è una città particolare e ha tante deesse, tante eroine, ma anche tante deesse, di Socone, con tutte le scritte. Guarda che ti si deve mangiare tutto il fiato che ti ha dato con l'ossigeno, basta. Appunto. Comunque, caro Rinaldo. Grazie Rinaldo, sai, mi fa proprio un piacere enorme sentirti e soprattutto fai un favore grande a questa città, perché tu che sei veneziano doc, che si sente, riesci a capire l'importanza di questa città, museo a cielo aperto. E come veneziano doc, nei musei civici ha la possibilità di entrare gratuitamente. Hai capito? Ecco, museo doc, cioè forse non è detto che tutti è Veneto doc, sì, no, sono in realtà solo i veneziani, diciamo, proprio. Allora andiamo a vedere anche queste meraviglie, musei civici di Venezia, questo video che ne ha portato altri, devo ringraziarlo perché a casa così ammirerete le meraviglie, ecco, stando seduti comodamente a casa. Andiamo a vedere il primo video e poi andiamo a salutare la nostra Mara Girardi.
Bellissimo, bellissimo questo video, questo filmato, ha toccato tutto, cioè non ha lasciato proprio niente al caso. Mara Girardi, Presidente, lei le fragilità con fragilità, perché veramente più fragili di queste meraviglie che abbiamo all'interno di questi musei stupendi, lei si occupa di fragilità e si parlava prima proprio col professor Bellini di far visitare queste fragilità alle fragilità, perché loro le sanno apprezzare, hanno una sensibilità, un'attenzione verso il bello, verso l'arte che è diversa da quello che molti pensano a casa. Prego, Presidente Girardi. Diciamo che fragilità è un termine adesso non corretto per i nostri ragazzi. Si pensa siano fragili, ma non sono per niente, perché hanno una forza e una voglia di vivere e di fare amicizia con le persone che non ha uguali. Quindi... però Presidente, vede, il problema della fragilità invece c'entra tutto, perché sono fragili, perché se non ci fossero associazioni come la sua e tante altre, questi ragazzi non verrebbero ascoltati, diventerebbero invisibili, perciò fragili. Grazie a voi invece questa fragilità viene messa da parte e fate vedere la grinta, l'impegno e la costanza. È il mondo del volontariato che ha messo da parte la fragilità e ha saputo far conoscere invece l'importanza della persona nel suo toto. Prego. Sì, è vero questo. È la parte politica e sociale che fa fatica a vedere la forza dei nostri ragazzi. Però loro danno tutto per tutto. Ieri sera abbiamo fatto uno spettacolo meraviglioso all'Auditorium Appiani insieme ai Magical Mystery Orchestra. È stato uno spettacolo incredibile. Eravamo in 32 sul palco, ballerini più tutto il gruppo musicale dei Magical Mystery Orchestra, e assolutamente vedere questi ragazzi che fanno queste attività e queste manifestazioni è una cosa bellissima. Presidente, spero di avere un video che poi faremo vedere, perché sono veramente filmati molto importanti che fanno breccia nel cuore delle persone, perché noi abbiamo questa sensibilità, come ha detto lei, forse qualcun altro che dovrebbe più tenere in considerazione il terzo settore, ne abbiamo parlato anche ieri con un altro illustre ospite che si occupa sempre di volontariato, forse le cose andrebbero meglio. Allora, professore, prego. Non ho tantissimo tempo perché tra poco inizia anche un corso di arte terapia con i nostri ragazzi oggi. Che è molto importante. Arte terapia, cosa vuol dire arte terapia? Cosa farete, Presidente? C'è una psicologa che viene a lavorare con le mamme e con alcuni ragazzi per far uscire le emozioni attraverso l'arte e portare un momento di relax e di svago per tutti, soprattutto per i genitori. Allora noi salutiamo la ospite Mara Girardi, Presidente Associazione Fattibilimo, collegata con noi da Mogliano, perché avete capito gli impegni che hanno, però un saluto era doveroso anche per ricordare che c'è questa associazione molto importante con questa Presidente che è sempre in prima fila. Vedrete il video che vi è stato mandato. Comunque, e la inviteremo ancora, così finiremo l'altra mezz'ora di puntata. Grazie alla Presidente Mara Girardi e salutiamo anche tutti i suoi ragazzi. Allora, professor Bellini, noi abbiamo visto questo video meraviglioso dove la ringrazio perché da casa avete potuto ammirare e ammirerete altre cose. Sono le 11 sedi, gli 11 musei che compongono appunto la rete dei musei civici. Avete visto proprio nell'ordine, da Palazzo Ducale, passando per il Correr, passando per la Torre dei Mori. Quindi questi sono musei, Palazzo Ducale è un museo un po' anomalo, un museo di se stesso, un palazzo che mostra se stesso, ma che palazzo. E poi i musei più classici, quindi il Correr, Carezzonico, Capesaro, il museo di Casa Goldoni, il Palazzo Fortuni, Palazzo Mocenigo, il museo vetrario straordinario a Murano, il museo del Merletto di Burano e infine il museo di storia naturale,
che diciamolo quest'anno festeggia il proprio centenario. È stato fondato nel 1923, 100 anni, oggi è dedicato a Giancarlo Ligabue, che è nota personalità, grande esploratore ma anche grande divulgatore, per cui così celebriamo Giancarlo Ligabue attraverso anche il centenario del museo a lui dedicato. È un museo straordinario, apprezzatissimo soprattutto naturalmente dai giovani, vorrei dire dai bambini, che scoprono un universo, figuriamoci, no? Lo scheletro del dinosauro, che è uno dei must del museo, come può stimolare, no, la fantasia di un Perché ne hanno molta bambino. questi bambini. Abbiamo Livio da Padova, se no mi cade la linea. Vai Livio. Ciao Mirella, Ciao. Un saluto al professore. Volevo una curiosità, chiedervi una cosa. Dunque, io sono di Padova e il abbastanza recente restauro di tutte le statue che costeggiano il tratto della valle, Sì. e tra i vari interventi per restaurarle ci sarà senz'altro l'opera di restauratori, diciamo, no? Per forza. Ecco, volevo solo sapere questo, se per restaurarle tutte queste statue si sono serviti proprio dell'opera di restauratori. Grazie. Sì. Saluto. Grazie Livio, prego professor Bellieni. Io non sono informatissimo nello specifico delle statue di Prato della Valle, però diciamo sono certamente dei pezzi delle opere d'arte vere, quindi sicuramente come dire, la nostra legge prevede che per beni, diciamo, tutelati come certamente quelli, gli operatori che vi mettono mano debbano essere assolutamente diplomati e come dire, operatori super specializzati e garantiti. E nel caso delle statue di Prato della Valle, che sono in gran parte realizzate in pietra tenera, si tratta degli interventi abbastanza, diciamo, raffinati anche dal punto di vista, diciamo, tecnico, cioè non è che si va lì con la spazzola magari così abrasiva, no? E si tolgono i muschi, i licheni, i depositi. Ascoltate bene quello che dice il professore. Non niente di che, ma certamente si usano delle tecniche che sono sempre più raffinate. Oggi ci sono dei cosiddetti biocidi, cioè delle sostanze che aggrediscono i muschi e i licheni, appunto la flora, diciamo, vegetale microorganica, che appunto sono quelli che producono le macchie scure, no? E che deturpano le sculture all'aperto. Però c'è da dire che sì, si interviene con un'opera di restauro magari appunto consistente per rimediare a questo degrado che naturalmente aumenta col tempo, però è importante, come dire, in alternativa al restauro, che è sempre un'operazione abbastanza, come dire, come un'operazione chirurgica complicata e anche stressante anche per l'opera d'arte. Ecco, per esempio nel caso di sculture all'aperto sarebbe assolutamente importante agire con una manutenzione costante nel tempo, periodica. Quindi non straordinaria, ma ordinaria, diciamo. Ecco, il concetto purtroppo invece noi facciamo l'incontrario. Quando cadono a pezzi allora arriviamo certo, a dire, magari il restauro, come dire, è molto il momento del restauro, soprattutto poi, come dire così, dell'apertura, della rivelazione pubblica, è sempre molto gratificante anche magari per lo sponsor, per chi lo realizza. Molto meno l'operazione, diciamo, di ordinaria manutenzione, no? Che è meno spettacolare e meno gratificante. Però è importantissima. Certo. Andiamo in pubblicità.
Sì. Allora, professor Bellini, abbiamo visto il Museo Correr, però conservare, ecco, l'importanza della conservazione di questo patrimonio meraviglioso che qualcuno ci ha lasciato. Prego. Lo dicevamo prima, sì, qualcuno ci ha lasciato questo patrimonio. Il Museo Correr nasce proprio il primo nucleo è proprio la collezione lasciata alla città di Venezia nel 1830 da Teodoro Correr. Cioè questo personaggio che ha vissuto, diciamo, nel momento difficile tra fine della Repubblica e inizio delle dominazioni francese e austriaca, e che appunto ha salvato quanto più possibile della sua patria, appunto la Serenissima, e l'ha lasciata alla città. Un patrimonio che poi esponenzialmente, con altri doni, con acquisti, si è proprio esponenzialmente incrementato fino ad essere il tesoro che avete visto un po' così sintetizzato in questi pochi minuti di filmato. Mirella diceva l'importanza appunto della conservazione, sì, appunto si diceva prima, no? È materia soggetta appunto alle leggi del tempo e quindi bisogna certamente prestare cure, interventi. Devo dire che naturalmente la Fondazione Musei fa la sua parte, però la fa anche assieme con la collaborazione e l'aiuto. Essere a Venezia, questo, come dire, aiuta in questo senso. Non a caso. Con molti amici di Venezia, direi che Venezia può valersi, voi sapete che può valersi dell'opera, diciamo, molto generosa e del sostegno di tanti comitati nazionali e internazionali. Dopo la grande Acqua Grande del 66, a Venezia tuttora continuano a operare in maniera assolutamente indispensabile organizzazioni di tutte le nazioni, proprio a Palazzo Reale, cioè al Museo Correr. Abbiamo lavorato recentemente per il recupero. Recentemente, in realtà si sta lavorando da 20 anni, il recupero delle sale reali, il comitato francese. Per Venezia. Abbiamo Leone da Trebasele che poi continuiamo. Ciao Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, qui abbiamo questo grande patrimonio, si stava dicendo, che abbiamo in Italia, ma la mia sensazione è che qui gli italiani non gliene frega niente di questo grande patrimonio che abbiamo. Io vedo qui che abbiamo delle cose meravigliose, non c'è nessuno che le guarda, non c'è nessuno che ci pensa. Qui a Fossalta di Trebasele che abbiamo un organo Callido, ce ne sono 2 rimasti in Italia e uno è qui a Fossalta di Trebasele, che è lì in preda ai tarli. Per restaurarlo ci vogliono molti soldi. Nella chiesa nuova c'è l'organo nuovo, nella chiesa vecchia c'è l'organo vecchio, è lì che rimane lì e si degrada giorno per giorno e non c'è fa niente. Quando restaurate i quadri, i dipinti, si dice che i colori vengono ravvivati. No. A me questa cosa mi fa un po' paura, perché non so, quando uno va a toccare e mettere dei colori sopra un'opera famosa, non è che questa opera viene alterata, viene comunque, non lo so, perché quando uno ravviva i colori aggiunge qualcosa, credo. C'è un controllo su questo? Sì, perché qualcuno si mette a restaurare un'opera d'arte famosa, di importanza. Spero ci sia qualcuno che decida. Sì, certo. Questo volevo dire. Grazie, Milena, ciao. Grazie a te Leone, prego professor Bellini. Mamma mia, il nostro Leone ha sollevato problemi, naturalmente che sintetizzarli adesso appunto in pochi minuti è difficile. Lui ci ha parlato anche di un patrimonio un po' particolare, no? Degli organi. Il primo gli organi, 2 ce ne sono. Sì, che è certamente gli organi nelle chiese, si sa, dopo anche un po' come dire, con l'evoluzione della musica sacra in chiesa, no? Dove appunto l'organo negli ultimi decenni, vorrei dire nell'ultimo secolo, è stato molto
lasciato andare, no, a favore di altre forme di partecipazione liturgica, no? Ecco, quindi gli organi sono già stati un po' accantonati, diciamo, nello stesso uso della liturgia, ma diciamo una cosa, sì, è vero, probabilmente dalle sue parti a Tre Baseleghe c'è il problema di questo oggetto, però è anche vero che in tante comunità della nostra provincia, e direi che noi a Trevigiani siamo abbastanza leader in questo, sono stati effettuati dei restauri, dei recuperi proprio di organi antichi eccezionali. No? E tuttora vengono fatti. C'è stata, anni fa, si sa, è stata la Fondazione Cassamarca che ha molto sostenuto, no, questa operazione di recupero e di restauro degli organi, ma ci sono oggi delle associazioni, dei comitati. Ricordiamo il vecchio presidente Dino De Poli, certo, che non ha messo le ruote, si è portato via le cose, ma veramente certo, ha lavorato per noi. Ha lavorato molto, veramente... Quindi magari, non so, basterebbe cominciare, magari lo stesso signor Leone a Tre Baseleghe potrebbe, come dire così, farsi un po' interprete, diciamo, di questa esigenza, e magari chissà che da cosa nasca cosa e questo recupero possa avvenire. Tre Baseleghe, poi io devo dire, sai, io sono un po' un conoscitore del territorio, c'è un capolavoro straordinario a Tre Baseleghe, nella chiesa nuova di Tre Baseleghe, nuova che si fa per dire perché è una chiesa comunque ricca e interessante, una specie di duomo, è un edificio straordinario. Noi abbiamo proprio nelle campagne queste chiese immense, fantastiche. Poi c'è questo Polittico di Andrea da Murano che bisogna andarlo a vedere, insomma, bisogna andare a Tre Baseleghe perché è veramente un pezzo straordinario. E poi lui diceva del restauro, sì, del ravvivare, diciamo, i colori, no? Magari se lo scrivono i giornalisti è una dicitura oggi assolutamente impropria. Forse una volta, quando si sapeva restaurare in maniera un po' relativa, il fatto di, quando c'erano i dipinti molto alterati e molto scuritti, il fatto di ridipingere, quindi di aggiungere colore nuovo sopra colore nuovo, era forse la soluzione più facile. Adesso, no, assolutamente non si fa più, come era preoccupato il signor Leone, cioè la sovrintendenza vigila in maniera molto puntuale, precisa, e anche i restauratori, diciamo, quelli veri, quelli coscienziosi, certamente non ridipingono, cioè sopra il colore originale, ma anzi lo puliscono, lo valorizzano e quindi, come dire, rivelano il colore. Come dire, ma qualche volta il colore risulta in effetti ravvivato, ma è in realtà il tono originale del colore che riemerge nella sua forza sotto a depositi, a vernici alterate, e quindi, diciamo, non è certamente un'operazione, come dire, arbitraria, ecco. Quindi o falsa, ma è il colore reale che c'era prima, diciamo. Ecco. Allora, visto che abbiamo visto il Museo Correr, andiamo a vedere le sale reali. Dentro l'ala napoleonica e le procuratie nuove in piazza San Marco, all'interno del Museo Correr è giunto a compimento il recupero delle sale reali. 20 sale del Palazzo Reale di Venezia, formanti gli originari appartamenti privati utilizzati dagli esponenti di ben 3 case regnanti: Bonaparte, Asburgo, Savoia, lungo tutto l'Ottocento e fino al 1920. Una straordinaria restituzione alla città di uno degli spazi più rappresentativi della sua storia politica e culturale del XIX secolo. Uno spaccato di storia dell'arte e del costume che riporta l'area marciana alla sua identità originaria. Prego, professor Bellieni, io devo sempre ringraziarlo perché se ho potuto visitare, ecco, con una competenza incredibile, grazie al professor Bellieni. Sì. Una visita in anteprima mi ha fatto fare. Ho detto, guarda qua dove sto camminando, camminava anche la principessa Sissi e non solo. Prego, professore. Sì, no, diciamo che uno degli episodi ultimi, diciamo, del grande lavoro fatto presso il Museo Correr, che è in realtà, forse non tutti lo sanno, il Museo Correr avete visto in piazza San Marco, sono i due lati, diciamo, il lato breve, il lato di fondo, la cosiddetta ala napoleonica, le procuratie nuovissime, e invece l'ala, diciamo, lato campanile, il lato sud della piazza, praticamente quasi tutto quel lato, le procuratie nuove. Ecco, tutto questo insieme di edifici nell'Ottocento è stato utilizzato come
Palazzo Reale, il primo diciamo, a trasformarlo, utilizzarlo in questo senso Eugène Beauharnais, quindi dominazione napoleonica dal 1805 al 1814, poi appunto gli Asburgo a lungo fino al 1866 e poi dopo l'unità d'Italia Casa Savoia fino al 1920, quando finalmente appunto il re Vittorio Emanuele III ha pensato bene di fare una sorta di spending review, di chiudere un po' di regge, ne aveva in tutta Italia, fin troppe, e quindi la trasformazione di questa ex reggia in sede principale dei musei civici di Venezia e quindi l'ingresso diciamo nelle sale del Museo Correr. Però una parte degli ambienti, soprattutto questi che si affacciano sui giardini reali e sul bacino di San Marco, era una parte utilizzata dal 20 in poi come erano sedi di uffici statali. Dopo il 2000, dopo il 2006 in realtà, una convenzione con lo Stato, il proprietario, il demanio in realtà, il Comune di Venezia, la Sovrintendenza e il Comitato francese per la salvaguardia di Venezia, ha consentito appunto il recupero di questi ambienti man mano che le amministrazioni che le occupavano si spostavano, una stanza dopo l'altra, perché è avvenuto proprio così. Oggi sono 20 sale, una più bella dell'altra, è avvenuto il recupero, un restauro molto puntuale, molto... io sono arrivato nel 2008, si cominciava a lavorare nella prima sala, quindi me lo sono seguito tutto. Ed è stato veramente appassionante, tra l'altro la collaborazione con il comitato francese assolutamente proficuo anche dal punto di vista proprio della ricerca del risultato e del raffinamento del risultato, diciamo che non era affatto scontato, perché il restauro quindi delle decorazioni, ma anche poi la cura del riarredo, quindi hai visto, no, gli apparati, le tappezzerie. Pensate che il professor Beniglieni, se vede una piega di una tendina sbagliata, va là e la sistema. Pensate proprio alla meticolosità proprio per il rispetto di questo, della bellezza in assoluto diciamo che il fascino di questi ambienti che il pubblico sta riscoprendo, si possono visitare. Oggi c'è, sono dei percorsi accompagnati anche in più lingue per gruppi di 10 persone, per cui basta arrivare in biglietteria del Museo Correr e chiedere di fare questa visita che parte ogni mezz'ora e ogni ora, no? E nel prossimo futuro in realtà il tour sarà organizzato in maniera un po' più completa, per cui sarà proprio un itinerario completo in più lingue su richiesta. E diciamo che il fascino di questi ambienti è proprio l'impressione che siamo riusciti a ricostruire, che siano ambienti di vita, ambienti un po' domestici, abitati da queste figure storiche straordinarie, ma abbiamo nominato molto la principessa Sissi, che naturalmente suscita un po' stuzzica l'immaginario di tanti. Con tutti questi film che ripropongono sempre, continuamente. Ecco, le scene veneziane che si vedono appunto nel famoso film, in realtà dovete immaginarle proprio nelle stanze che sono state recentemente riaperte. Ma poi altre figure storiche dopo di lei, prima di lei e dopo di lei, quindi da Eugène Beauharnais appunto a, per esempio, l'arciduca cognato di Sissi ed Elisabetta, Massimiliano d'Asburgo, con la sua storia anche così tragica, fino a personaggi così molto affascinanti come la prima regina d'Italia, come la regina Margherita, di cui avete visto nelle scene, forse così è passato un po' veloci. Che non è Villa Margherita, è un'altra roba. Che è un'altra cosa, non è Villa Margherita, che non c'entra, è tutta un'altra storia, un'altra Margherita, spieghiamolo, perché magari dico ma è la stessa, no, non c'entra niente. Questa è la regina Margherita, quella che ha dato il nome alla pizza, tanto per intenderci, e che appunto era la patrona della scuola di Merletto e Ricamo, che è oggi una delle sedi museali di Burano, che abbiamo anche visto perché siamo andati a visitarla, e di cui avete visto nelle scene che sono trascorse l'abito che appunto le Buranelle gli hanno regalato e che oggi è esposto in una delle sale. È una meraviglia, guardate, è una roba incredibile. Ecco, quindi insomma, vabbè. Andiamo a vedere anche questo restauro a Redi, visto che abbiamo parlato anche di Aredi, andiamo a vedere il restauro a Redi.
E prima di commentare andiamo in pubblicità. E vi presento subito altri graditi ospiti. È rimasto con noi anche il professor Andrea Bellini, perché abbiamo anche altri video. Abbiamo in presenza Tony Venturato, giornalista, scrittore, maratoneta per caso, presidente Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Treviso. Buongiorno Venturato. Pensiamo di avere collegata anche Maria Nardi. Buongiorno Maria De Nardi. Buongiorno Presidente, buongiorno. Allora diamo la parola subito a una donna, perché siamo molto galanti. Si presenti, Presidente De Nardi. Grazie, io sono Presidente dell'Associazione Psiche 2000, un'associazione che si occupa di salute mentale nell'ULSS 2. L'associazione è nata 30 anni fa nel nostro territorio e si occupa naturalmente di salute mentale, aiuta le famiglie, ma anche facciamo tanti progetti con laboratori, sempre in collaborazione con la nostra ULSS. Presidente De Nardi, quello che sta succedendo in questi mesi, ma negli anni, anche i femminicidi, questi uomini, anche l'altro giorno abbiamo sentito questo uomo di sopra di ogni sospetto che ha ucciso il fratello e la cognata, l'ultimo recentissimo. Ma cosa sta succedendo? Ecco, questa psiche che viene veramente, sono pazzi, non sono pazzi, un momento di follia. Lei che si occupa soprattutto poi il dopo di questi familiari che rimangono, di questi figli. Prego, Presidente De Nardi. Guardi, sono casi che sicuramente sono legati alla malattia mentale, ma non, quasi sempre sono persone non in cura comunque. Avranno momenti, ma più che altro penso che sia questione di carattere più che e di vissuto più che di malattia. È risaputo che la malattia mentale non è violenza, succede a tutti quanti e quasi sempre è più legata appunto alla cattiveria della persona. Il 99% delle cose che succedono non sono per un discorso di malattia, anzi. Mi sembra molto chiara. Prego, Presidente. Chi rimane sicuramente deve affrontare una cosa molto difficile, senz'altro, perché avere un delitto così, ma penso in qualsiasi delitto, non sicuramente dentro la situazione familiare, senz'altro la famiglia deve essere, cioè chi rimane della famiglia deve essere preso in carico e sicuramente seguito bene, quello sì. Allora benedette queste associazioni, perché sono queste associazioni che veramente fanno il dopo di noi, che siete voi, che avete creato dal niente questo accompagnamento con dei lutti terribili, perché non è sempre facile. Adesso vorrei salutare anche Tony Venturato, questo giornalista, scrittore, maratoneta per caso, ma un altro libro. Venturato, cosa ci hai portato questa mattina? Questo è l'ultimo libro che ho scritto, l'ultimo giallo, Il muro delle ossa. È un giallo, tra l'altro, che inizia in un liceo di Treviso, dove all'interno di un'intercapedine di un muro trovano il corpo, anzi lo scheletro, di una studentessa che si pensava fosse annegata nel Sile. In realtà sotto c'è una vicenda, il maresciallo Chipinti dovrà indagare e con i suoi amici di questa osteria benedetta, che si chiama Osteria al Sole, io l'ho chiamata l'Osteria al Sole, sulle restiere del Sile, tra un'ombra e qualche risata scopriranno chi è stato ad uccidere questa ragazza. Allora, maratoneta ma anche scrittore, quante cose, ecco, presidente dell'associazione Paracadutisti, ecco, proprio una verve numero uno, Venturato, sempre di più direi, No, ci mancherebbe altro. Allora, come presidente dell'associazione Paracadutisti, per me
è un onore, veramente, un onore perché... E l'abbiamo visto con l'alzabandiera, sempre sì, presente a Villa Margherita. Sì, guardate, anzi, salutiamo anche Andretta, il presidente Andretta, veramente. Enzo, un grande amico. Essere presidente dell'Associazione Paracadutisti per me è un onore, perché innanzitutto rievoca in me un percorso storico della mia giovinezza. Io ho servito anche il nostro Stato, la nostra patria all'estero, sono stato in missione in Somalia e ho, come si suol dire, il cuore ammantato dal tricolore. Quando sento l'inno d'Italia mi emoziono ogni volta. Ma credo che sia un onore soprattutto perché si possono portare avanti quei valori che sono intrinseci proprio di chi ha la patria scolpita con la P maiuscola nella propria anima e si possono trasmettere anche alle generazioni future. È complicatissimo, credimi Mirella, è veramente complicato farlo, però cerchiamo di farlo e cerchiamo di portarlo avanti giorno dopo giorno. Come? Attraverso 10.000 cose. Per esempio ieri sera abbiamo presentato Fausto Biloslavo, che tra l'altro è il direttore della rivista Folgore, proprio qui a Treviso, attraverso i suoi libri cerchiamo di coinvolgere la popolazione, cerchiamo di coinvolgere più persone possibili. E serve rete però tra le associazioni, Mirella. Serve tanta rete tra le associazioni. Ma guarda chi lo dici, non lo dico mai questa cosa, guarda, proprio non lo dico mai. Io da quando presiedo un'associazione mi accorgo che ce ne sono tantissime, siamo tutti bravi, tutti quanti siamo bravissimi a coltivare il nostro orticello, ma non siamo capaci a far rete, a metterci assieme e a lavorare tutti quanti assieme. Ci sono tantissimi obiettivi che possiamo conquistare e portare avanti, ma dobbiamo farlo assolutamente assieme, perché la mancanza della mia associazione molto probabilmente sarà un qualche cosa che la tua associazione può avere e assieme, unendosi, possiamo ottenere veramente dei grossi risultati, però dobbiamo fare rete. Io sono l'insegnante, loro sono i miei studenti, perché veramente lui sa quanto io sto provando e sono anni che cerco di far capire questa cosa, ma siamo su un territorio dove i campanili regnano sovrani, purtroppo, ma l'importante è andare avanti un passetto alla volta. Professor Bellieni, noi abbiamo visto questi video meravigliosi, questi filmati incredibili, ma abbiamo visto i giovani, ecco, di solito non li vediamo. Lei invece ci ha portato dei video dove vediamo questi giovani, la passione per il restauro, la passione per il dipinto e la conservazione del patrimonio. Sono loro che la conservano o sbaglio, professore? No, si diceva anche prima, cioè, c'è una sensibilità certamente notevole da parte dei giovani. Tanti studiano e approfondiscono e intraprendono un percorso proprio in questa direzione, storia dell'arte, conservazione di beni culturali. Altri prendono la strada più tecnica e quindi scelgono appunto istituti di formazione professionale e poi devo dire che quasi tutti loro trovano facilmente uno sbocco professionale. Naturalmente maggiore la specializzazione, più facile è per loro poi entrare nel mondo del lavoro. Per esempio, ma chi scegliesse per esempio specializzazioni nel campo dei metalli, per esempio, o della carta, ecco un altro dei temi, delle materie difficili da trattare, che ci sarebbe grande richiesta, no? Dal punto di vista della conservazione per questo tipologie di materiali, ecco, trovano facilmente uno sbocco professionale. Poi chiaramente in Italia un po' tutto è difficile, perché poi si sa, no? Chi volesse mettersi da solo deve per forza lavorare con gli enti, deve per forza aprire una partita IVA, appunto, che non costa poco. Aprire una partita IVA forse non è così facile, quindi magari l'avvio non è. Però devo dire che è un campo dove le gratificazioni non mancano, anche dal punto di vista probabilmente economico, ma certamente della soddisfazione della realizzazione personale, e devo dire che io mi trovo a collaborare proprio con dei giovani assolutamente professionali, preparati e anche, come dire,
propositivi, perché si tratta di, cioè noi abbiamo un po' l'idea che il campo del restauro sia soprattutto un qualcosa di molto artigianale, no? Tradizionale. Sì, questo è in parte vero, ma c'è anche molta innovazione, c'è anche molta, come dire, creatività, no? Nell'applicare magari anche tecnologie molto avanzate appunto al campo della conservazione. Per cui direi che è un campo molto promettente dove i giovani si stanno molto dando da fare distinguendo. Avete sentito anche questa mattina, crediamoci in questi giovani, non ci sono solo mele marce, ci sono degli alberi meravigliosi che stanno crescendo, è una piccola foresta, ma se noi l'aiutiamo a crescere diventerà una grande foresta. In Italia potremmo essere in questo campo veramente leader e... Sembra un po' retorico dirlo, ma potremmo un po' insegnare al mondo in questo Non a campo. caso la musica è nata in Italia, i più bei musei e i teatri li abbiamo in Italia. Però noi siamo bravi anche nella ricerca. Anche? No, diciamocelo. Certo, siamo bravi un po' dappertutto. Il problema è che bisogna andare oltre, perché studiamo qua e poi si va all'estero e pochi ritornano e allora bisogna iniziare a investire di più. Devo dire che è anche molto importante in tutti i campi, soprattutto nelle discipline scientifiche, mediche, tecniche, l'esperienza all'estero dovrebbe essere fondamentale, probabilmente fondamentale, obbligatoria, certo. No? Però certo non per rimanerci ma per imparare, come dire. Basta investire su questi giorni, pagarli adeguatamente questi ragazzi, perché hanno diritto, dopo uno studio anche molto importante Mirella, che hanno fatto, il rispetto e la dignità del loro lavoro, perché è stato un lavoro, lo studio non è sempre facile come qualcuno pensa, anni e anni di impegno se vuoi arrivare all'obiettivo. Allora, Presidente DeNardi, i giovani, molti psicologi nelle scuole, anche lui si è investito molto perché abbiamo avuto molti suicidi di ragazzi giovani. Ecco, dal suo osservatorio lei cosa vede e cosa ci dice? C'è da preoccuparsi? Per fortuna che hanno capito forse che qualcuno si deve muovere in tempo, perché non possiamo perdere. Già ne abbiamo pochi di giovani, se cominciamo anche a perdere questi giovani dove andremo a finire? E poi questi lutti immani che avvengono nelle famiglie, abbiamo sentito la mamma di Mattia Battistetti, Monica Michelin, questo dolore immane che diventa sempre più grande, che non si dà pace. Per fortuna mercoledì, grazie alla giustizia, forse una lucetta nel tunnel riesce a vederla, ma quanti sono? Ecco, il dopo di noi, ecco, come dice lei, non è facile poi continuare a vivere, perché non è più la stessa vita. Prego, Presidente. Non è più la stessa vita, però noi dobbiamo pensare al positivo sicuramente, perché abbiamo tantissimi bravi giovani. Noi abbiamo dei laboratori con le scuole, facciamo laboratorio di teatro con gli studenti e sicuramente la pandemia ha lasciato dei strascichi molto, molto brutti. Però appunto con l'aiuto degli psicologi, con l'aiuto anche soprattutto insegnare loro di non aver paura di chiedere aiuto, perché questa è la cosa secondo me più importante, perché parlare di qualsiasi malattia viene facile, parlare di malattia mentale è sempre molto difficile. C'è ancora questo alone di stigma che purtroppo fa sì che le persone magari si rivolgono allo specialista quando che già la malattia è avanzata, che invece magari presa in tempo, aiutati da subito, si risolve in poco tempo. Questo dobbiamo imparare sicuramente, ma noi vediamo che i giovani sono molto belli, molto bravi, ascoltano. Sta a noi adulti insegnare loro come fare. E la nostra generazione purtroppo non sempre riesce. Devo dire la verità, abbiamo ancora paura di chiedere aiuto quando serve, anche per i nostri figli, per il nostro vicino, per il nostro parente. È molto più facile parlare di qualsiasi altra malattia e chiedere aiuto per qualsiasi altra malattia, invece bisogna parlare col medico di famiglia, col medico curante, il quale ti dice cosa fare. Questo bisogna fare. Presidente DeNardi, però culturalmente non siamo stati preparati a questo.
perché noi veramente tantissime volte si sentiva dire è depresso, all'esaurimento nervoso, cioè queste famille tendevano a chiudersi. Sì, non è che i nervi ma si scusi, esauriscono. aspetti che finisco, tendevano a chiudersi. Tendevano a chiudersi in se stessi invece che aprirsi, perché era come una vergogna. Invece di chiedere aiuto, io ho un banco solidale, per arrivare a chiedere aiuto abbiamo impiegato 10 anni, le famiglie hanno capito che non è una vergogna chiedere aiuto se sei in difficoltà, ma forse nessuno ci ha abituato a questo, perché se ne parlava poco, non si conosceva, psicologo cos'era, psichiatra non ne parliamo, anche la vergogna di avere questa persona in casa, perciò invece di aiutarla ti chiudevi in te stesso. Grazie proprio a questo aiuto del volontariato, a queste associazioni che sono nate, invece hanno fatto capire l'importanza di far conoscere che non devi chiuderti ma devi aprirti di più, perché se ti chiudi fai del male alla persona che ha bisogno invece di essere aiutata, e sei tu, come ha detto lei, che devi fare il primo passo, perché lui non ce la farà mai, lui non arriverà dal psichiatra, dal psicologo, perché mentalmente è già da un'altra parte, e quando arrivi è troppo tardi. I suicidi sono qui. Ho avuto genitori che dicevano forse ho sbagliato qualcosa, non l'ho capito abbastanza, ecco, non ho capito a fondo questi silenzi, ecco, questi hobby che non faceva più, ma sì, ma dai, passerà, e invece poi sono arrivati al suicidio, e tutti quanti forse ho sbagliato qualcosa, ecco, forse lo sbaglio più grande è non subito recarsi da una persona esperta, da uno specialista, perché ci sono, ma si fa fatica anche nel 2023 ad arrivare. Cosa dici, Venturato? Guarda Mirella, io arrivo da una situazione familiare un po' particolare, perché io ho perso proprio mia sorella. Mia sorella è mancata e ha scelto di non vivere più la sua vita. E quindi la vivo in prima persona, e te lo posso dire in prima persona. Arriviamo da una società che è la società veneta del nord-est produttiva, ma con dei retaggi storici particolari, dove i problemi dovevano, e purtroppo tuttora, devono essere nascosti sotto il tappeto, perché è quasi una vergogna avere dei problemi. E soprattutto, come ha detto il Presidente, spesso e volentieri i problemi di testa, quelli che una volta veniva chiamato esaurimento nervoso, che era un termine per identificare un malessere. Era quasi una malattia, uno stato d'animo che doveva assolutamente rimanere sopito all'interno della famiglia. Guai parlarne, guai parlarne. Un po' forse ci arriva da un passato religioso, da delle tematiche religiose, forse anche da un retaggio storico nostro, tipico veneto, non lo so, adesso non sono uno psicologo, non sono un psichiatra, quindi questo non te lo posso dire, però bisogna instillare nelle famiglie, perché queste persone non capiscono il malessere, non capiscono che stanno male. Loro si sentono male, io l'ho provato con mia sorella, sentono male, c'è qualche cosa che non va effettivamente, però è la famiglia, è il cerchio degli amici, sono i parenti che devono capire la situazione, e spesso e volentieri si capisce la situazione quando ormai si è arrivati con il piede sul baratro. Abbiamo Sandra in linea, ciao Sandra. Ciao Mirella, e finalmente ho preso la linea. Hai visto? Un saluto ai favolosi ospiti, perché è molto interessante quello che ho sentito, sia lo scrittore sia il restauratore, cioè la signora. È vero questa cosa che ha appena detto lo scrittore, e io ho una certa età, non sono giovanissima, però mi ricordo, anche se uno aveva un tumore, mi raccomando non dire niente, per carità, mia cognata, cioè non è che uno deve fare un'inserzione sul giornale per dire che uno è ammalato, però è vero, sto retaggio di nascondere anche tutte le malattie. E meno male che i tempi sono anche cambiati, adesso c'è anche un po' la privacy che limita. Io l'estate scorsa ho perso un nipote che è morto di malattia, e il medico non poteva neanche dire alla mamma cosa aveva, era in isolamento perché
c'era la privacy. Allora lì non lo so, io credo che le malattie mentali purtroppo quando hanno chiuso gli istituti psichiatrici hanno fatto bene, perché era una carneficina, mettevano l'istituto psichiatrico anche se una era, non so, doveva ereditare, cioè cose assurde, però non hanno fatto un percorso dopo di supportare queste famiglie, perché finché uno ha un po' di, come diceva lo scrittore, diciamo esaurimento, mica tutti arrivano al suicidio, però anch'io ho avuto un amico che si è suicidato a 32 anni perché la moglie l'aveva lasciato. C'è una debolezza fisica e mentale dell'abbandono, anche tutti questi omicidi che succedono. Poi subentra il potere del denaro, perché chissà perché delle volte c'è proprio in mezzo il denaro che fa da fulcro a certe rabbie che esplodono. Allora ben venga che ci siano queste persone che danno una mano. La famiglia delle volte è spiazzata, non si rende conto o forse non ha la capacità intuitiva, perché delle volte magari dici ma mio figlio si chiude in camera perché ascolta la musica, perché è appassionato di musica, faccio un esempio, e poi magari dentro di lui com'è che fai a entrare delle volte nell'intimo di una persona che può essere il figlio, perché i ragazzi adesso, io sento così tante signore più giovani, molto più giovani di me, che magari il ragazzo è taciturno, ha ragione la dottoressa, è questione anche di carattere, e la famiglia dove sei cresciuto, se c'è stata rabbia, se c'è stata violenza, cioè sono tante le cose che influiscono in un individuo, che è anche difficile a vederle. E purtroppo a chi succedono queste disgrazie. È vero anche la religione, perché una volta chi si suicidava non poteva neanche andare in chiesa a fare un funerale religioso. Adesso per fortuna le cose sono cambiate. Purtroppo noi abbiamo una cultura che è fatta di secoli e ci hanno tramandato. Dunque anche i passi sono lenti, però speriamo che un po' alla volta questi ragazzi, questi individui, queste persone che hanno delle problematiche riescano almeno ad avere una serenità, un appoggio esterno, interno della famiglia e il supporto, perché siamo diventati anche menefreghisti, nel senso che abbiamo paura di segnalare qualcosa magari in una famiglia dove c'è violenza, perché poi non sai mai la reazione che può avere l'individuo. Cioè, purtroppo viviamo in una società che ci fa paura, è inutile, bisogna dirle queste cose, ci fa paura, andiamo per la strada e se uno ti fissa, capita anche a me, io abito in centro, ti fissa e magari in quel momento hai quel timore che magari abbia una reazione, perché dici Madonna che cos'ha questo qui, perché mi guarda in quel modo che è ambiguo. Poi chiudo e volevo far segnalare che davanti a casa mia questa mattina, dove hanno ristrutturato la piazza qui dove abito io, piazza De Gasperi, che c'è la pallacanestro per i ragazzi, fanno alle 10:30 un concerto per pediatria e per 2 giorni, anche domani, ci sono delle iniziative per il reparto di pediatria dei bambini. Bello, brava, hai fatto bene a dirlo. Brava Sandra. A Padova, tra le cose brutte ci sono anche queste belle. Sì. Grazie. E comprerò il libro dello scrittore, perché io ho mangiato, guardo tutti i gialli, ho mangiato Ken Follett quando ero giovane. Ecco, guarda, ti fa vedere il libro. Ecco qui. Sono un'appassionata. Grazie Sandra e grazie anche per quello che hai detto, ecco, ricordare questo importante concerto per la pediatria di Padova. Allora, Presidente Denardi, come commenta queste parole? Abbiamo sentito anche questo ricordo struggente di Tony Venturato, queste parole della nostra Sandra da Padova. Prego, Presidente Denardi. Purtroppo io non ho sentito quello che ha detto la signora Sandra, mi dispiace.
avevo il suono che non mi arrivava bene, quindi non ho capito. Ha sentito quello che ha detto Venturato? Certo che sì, e mi dispiace tantissimo per il lutto che ha dovuto affrontare. Sicuramente non è facile, noi abbiamo anche organizzato un convegno sul suicidio 4 anni fa a Conegliano e avevamo la testimonianza anche di 2 persone che si sono salvate, una perché è stata salvata dalla mamma all'ultimo momento in extremis e uno che appunto ci raccontava lui stesso che ha fatto di tutto per nascondere questo suo malessere e per nascondere la voglia che aveva di farla finita. E quindi è arrivato sul punto appunto di entrare in macchina, di aprire il gas e dopo all'ultimo momento ci ha ripensato per fortuna e si è salvato. Però il fatto appunto non è facile neanche da parte della famiglia accorgersi, perché la maggior parte delle volte sono proprio le persone ammalate che cercano di nascondere il loro malessere. Quindi l'attenzione che una famiglia deve avere è grande, a volte appunto ci riesce, a volte no. È vero, perché si riescono a mettersi una maschera che è difficile capire, sì. Però i segnali ci sono. Io ho fatto un convegno proprio dopo una tragica morte proprio di un suicidio. Questo giovane uomo si era impiccato e avevamo proprio un convegno, come dice lei, con vari psichiatri, psicologi. Il psichiatra ha detto: i messaggi ci sono, bisogna leggerli, solo i familiari riescono a capire, perché non hanno più voglia di fare le cose che facevano normalmente, questi hobby che vengono messi da parte, fare delle cose che magari questo ragazzo, questo uomo guardava la televisione e fischiava. Perché fischiava? Ecco, sono i familiari che devono capire che forse ha bisogno di aiuto, però siamo sempre là. La risposta era: non vuole andare dal medico. Ecco, noi abbiamo provato a capire, i familiari continuavano a dire: questa persona non voleva andare dal medico, noi facevamo di tutto ma lui non voleva andare. Non è lui che deve andare dal medico, c'è qualcun altro che deve arrivare da lui e per fargli capire che è il momento di farsi aiutare. Forse non avremo questi lutti, però si è un po' superficiali, ma lo dicono i genitori, le persone, cioè non ti rendi conto della gravità della persona perché hanno questa maschera, sono sorridenti, fanno finta di niente, invece dei segnali ci sono, bisogna saperli cogliere, ma quelli che li sanno cogliere sono quasi sempre persone competenti e sono gli addetti ai lavori. Prego, professor Bellieni. No, semplicemente riflettevo che diciamo, quando questi malesseri, questi segnali vengono trascurati e in realtà la malattia progredisce e arriva a quella che in realtà adesso noi sappiamo essere la depressione, no? L'esaurimento nervoso, l'esaurio, si scende, si arriva a Sostarchega all'esaurimento, alla depressione, che in realtà, come dire, a livello medico è ormai una patologia, come dire, conosciuta. Però devo dire, magari dico una cosa che è un po' così non politicamente corretta, ma io ho una casistica, diciamo, di depressioni mal curate, cioè proprio dal punto di vista medico, o mal seguite. Cioè, quindi anche quando arriva l'ausilio medico non è detto che questa sia la soluzione. Dico, purtroppo io ho una casistica di depressioni che in realtà si sono aggravate magari proprio anche per l'utilizzo, l'abuso, il cattivo utilizzo proprio di farmaci, i famosi o famigerati psicofarmaci, no? A livelli come dire, che hanno raggiunto l'intossicazione. Quindi, ma infatti io ho sempre, molto spesso ospite, professor Bellieni, per allacciarmi a quello che dice lei, una dottoressa che è psicoterapeuta, e lei dice sempre che bisogna fare attenzione tra lo psicologo e psicoterapeuta, perché sono due cose completamente diverse. Veramente... Ecco, le mappe del cervello, lei li chiama mappe del cervello, sono difficilissime da capire e da distinguere, bisogna essere esperti, ognuno nel suo lavoro. Non è detto perché tu vai
da quel dottore che trovi Quindi la bisogna risposta veramente, adatta. Abbiamo Massimo da Padova, se non mi cade la linea, vai Massimo. Buongiorno. Buongiorno. Io voglio fare una domanda, ma anche chiedere delle informazioni su quello che è capitato proprio alla mia madre, alla mia famiglia, che praticamente è una persona che è deceduta proprio in questi giorni. Io ho chiesto aiuto praticamente sia al dottore di base, sia all'ICD dove che veniva il medico, quello dell'ospedale, a fare la visita in casa, perché io vedevo che aveva delle vere e proprie emergenze, perché negli ultimi periodi si chiudeva in se stessa, diceva sempre che aveva mal di testa e tutto quanto, e io siccome che so purtroppo un po' della malattia che aveva, perché era non solo diabetica ma era anche cardiopatica e tutto quanto, e già nel 2012 per fortuna avevo trovato dei dottori che mi hanno seguito e me l'hanno anche curata, perché ha avuto degli ictus, tutto quanto. Quest'anno che nel 2022, scusi, non quest'anno, ha avuto più o meno le stesse come dire emergenze, penso che sia, però io ho chiesto aiuto al dottore e tutto quanto, ma non si è fatto non solo vedere in casa per dire faccio una visita e tutto quanto, ma neanche sentire, non ha né telefonato né niente, chiamando anche diverse volte l'ambulanza per vedere se qualcuno capiva cosa aveva. E solo dopo, quando c'è stata la grande emergenza, che purtroppo è stata operata ma poco dopo è deceduta, mi hanno detto che aveva già da diverso tempo avuto delle ictus molto leggeri, dopo ne ha avuto uno bello forte, ma se uno veniva a farci una visita veramente un po' più forte anche per vedere cosa poteva avere quando era il momento, quindi sto parlando ancora di settembre, però non si è fatto proprio vedere sto dottore di base, ma neanche minimamente, e purtroppo dopo da lì è nato un declino veramente brutto, insomma, che dopo è deceduta proprio dicendomi che forse si poteva evitare se c'erano stati dei controlli, perché tanto per essere precisi, io quando ho chiamato l'ambulanza e tutto quanto, l'infermiere dell'ambulanza, dopo che è stato riportata a casa, mi ha detto: se tu vuoi fare dei controlli molto più severi, tutto quanto, devi chiedere al tuo medico di base. Io ho fatto questo anche con raccomandato e tutto quanto, e il medico di base non si è fatto neanche sentire né vedere né niente, finché dopo mia madre purtroppo è deceduta, perché io penso proprio perché non ci sono stati i controlli. Quindi è vero che bisogna chiedere aiuto, però se dopo uno non viene neanche ascoltato, cosa può fare? Sì, Massimo, hai ragione, però non bisogna sparare nel mucchio, perché ci sono anche bravi medici. Purtroppo è un momento delicato per tutti. Sentiamo cosa dice anche la Presidente Denardi. Ti ringrazio invece, Massimo, di questa telefonata, perché serve tutto per migliorare. Ecco, qualsiasi telefonata è importante. Prego, Presidente Denardi, e un abbraccio, sai Massimo, un grande abbraccio, perché è una perdita grande quando perdi la mamma, anche se diversamente giovane, come le chiamo io, ma sempre la mamma, sono perdite veramente immani. Prego, Presidente. Un abbraccio anche da parte mia, Massimo, con tutto il cuore. Il fatto, appunto, non entro in merito perché non conosco, non so la situazione lì fuori del mio ambito, vado un po' male. Per quanto riguarda noi, invece, comunque c'è una ragione anche nel fatto che pochi chiedono aiuto, perché purtroppo c'è poco personale, e questo lo diciamo in continuazione. Noi abbiamo sempre avuto il problema della mancanza di personale, perché le persone in psichiatria fanno la differenza, ci vuole tempo per le visite, tempo per ascoltare appunto i problemi, non si possono fare visite in fretta, e purtroppo adesso succede, perché se prima avevamo pochi medici, dopo la pandemia ne abbiamo ancora meno, e purtroppo non si trovano. Nella nostra ULSS avremmo bisogno di almeno 12 medici in più, voi capite che è un grosso numero.
Le visite vengono fatte purtroppo in poco tempo e quello è sbagliatissimo. E una volta venivano impostate la cura, che per fortuna adesso non è più il psicofarmaco di una volta, ma ci sono delle novità importantissime, sono farmaci che curano, non dobbiamo avere paura, però sicuramente la persona deve essere seguita, cioè dovrebbe essere seguita, non dare la terapia e ci vediamo fra un mese. Dovrebbe essere seguita nei giorni successivi, perché sono cose delicate che vanno appunto seguite giorno per giorno. Purtroppo non è possibile fare questo, quindi c'è l'aiuto sì degli psicologi, c'è l'aiuto degli assistenti sociali, degli infermieri, però arrivano fin là. Sì, però dobbiamo anche, Presidente, dire che abbiamo sentito anche in questi periodi di genitori anche diversamente giovani con questi malati in casa che invece di chiedere aiuto si chiudono in se stessi, perciò non è solo la persona che ha questa patologia, ma è la famiglia che va supportata. Ma finché abbiamo questi servizi sociali ce ne saranno anche che funzionano, se me li trovate mi fate un piacere, ecco, me li dite anche, perché è una tragedia umana sentire che ancora oggi i servizi sociali chiudono alle 15, alle 16 del venerdì e si riapre il lunedì successivo. Capite bene che c'è molto da fare in questo campo e stiamo parlando di fragilità non solo della patologia ma della famiglia in toto. Allora, visto che abbiamo parlato di queste cose, a questo punto andiamo a Venezia, andiamo a vedere la veduta di Venezia, perché veramente almeno ci rilassiamo un po'. Andiamo a vedere questa veduta di Venezia. Siamo nelle sale del Museo Correr, di fronte a un capolavoro dell'arte grafica del Cinquecento. La veduta di Venezia a volo d'uccello, incisa da Jacopo de Barbari nell'anno 1500. È la mappa di Venezia più famosa al mondo, di così alta qualità che fu pensata per molto tempo come opera di Albrecht Dürer. È invece stata realizzata da de Barbari, pittore e incisore vissuto nella seconda metà del Quattrocento e attivo tra Venezia, Germania e le Fiandre, paesi in cui lo spinge la fama ottenuta proprio grazie a questa sua straordinaria incisione, riprodotta in serie e diffusa ovunque in Europa. La qualità della veduta non è solo frutto dell'ingegno e del superbo bulino di de Barbari, ma anche della straordinaria capacità esecutiva che Venezia garantiva grazie all'alta professionalità delle maestranze che lavoravano nelle sue officine tipografiche. Questa incisione di grandi dimensioni nasce su commissione del mercante tedesco Anton Kolb. Ci vollero ben 3 anni per intagliare con un dettaglio così minuzioso e ricco di particolari la matrice fatta da 6 blocchi di legno di pero che oggi conserviamo al Museo Correr. Immediato fu invece il successo internazionale dovuto all'originalità della rappresentazione di Venezia, vista da un punto di osservazione del tutto inedito, molto in alto, a volo d'uccello. Oggi diremmo quasi una veduta. Le architetture più note e importanti saltano all'occhio con una precisione e un dettaglio che non ha uguali in quel periodo. Riconosciamo l'area di San Marco, il centro del potere politico, con il Palazzo Ducale, con la Basilica Marciana. Riconosciamo l'area commerciale di Rialto, con i suoi mercati, la sua animazione, il ponte sul Canal Grande soprattutto, che all'epoca era ancora in legno ed apribile al centro per il passaggio delle navi con alte alberature. Le grandiose basiliche gotiche di San Giovanni a Paolo e dei Frari, e poi lungo il Canal Grande tutte le facciate dei palazzi e infine verso oriente l'Arsenale con i suoi grandi cantieri sempre in attività giorno e notte. Tutto è rappresentato appunto con meticolosità assolutamente eccezionale, dove si distinguono nitidamente dettagli apparentemente marginali come le pavimentazioni, le tegole, le facciate, i camini, le calli e i campielli, gli orti, i giardini e moltissimi altri dettagli assolutamente incredibili. Quest'opera è assolutamente una testimonianza completa, insostituibile, della Venezia nell'esatto anno 1500, l'epoca dell'apogeo artistico, culturale e politico della città. Abbiamo visto un pezzo unico al mondo, una cosa di un
proprio pregiatissima. Avete visto cosa vi abbiamo fatto vedere questa mattina grazie al professor Bellini che abbiamo ospite. Prego professore. Sì, no, è veramente un tesoro straordinario questa veduta a volo d'uccello. Qualcuno ipotizza che dietro a quest'idea, proprio dal punto di vista rialzato e poi prospetticamente, no, così, a volo d'uccello, sia addirittura dovuto a Leonardo, lo diciamo sottovoce, dopo tutto da vedere, però è certo che tanti paesaggi di Leonardo, anche quello alle spalle della Gioconda, in effetti hanno lo stesso punto di vista rialzato. Ecco, la particolarità è che noi, oltre all'incisione, anzi più esemplari dell'incisione, che è in 6 tavole, quindi è grande, oltre 2 metri per 1,5, ma è composta da 6 tavole, in origine fu incisa su 6 blocchi diversi. Ecco, noi conserviamo anche la matrice in legno di pero, che è qualcosa di assolutamente unico, credo che sia la più grande xilografia probabilmente mai tentata e comunque conservata. Professor Bellini, quando arriva questo turista da molto lontano, lui sa cosa va a vedere, perché loro non sono come noi italiani, quasi sempre hanno già tutto prefissato, ma quando sono di fronte proprio a queste meraviglie, ecco l'espressione che lei nota, ecco, sì, e dopo, ecco cosa, perché veramente un conto è avere la cartolina, ma quando sei di fronte, come ho visto io, cioè rimani, No, bravissima Mirella, cioè, hai detto proprio, no, l'espressione, e direi una delle cose che ogni tanto faccio, no, è quello proprio di scendere nelle sale del museo e di guardare le espressioni, cioè le facce della gente. E devo dire che qui la casistica è molto varia, perché va appunto chiaramente da chi in realtà è lì quasi per caso, non sa neanche perché è là. No, e non sa neanche dove guardare in realtà, e forse quello che guarda forse non si sa bene se lo capisce, e allora vabbè, e si va invece fino all'altro polo, dove veramente il turista è consapevole, si è già preparato prima, sa già cosa cercare, perché quando si entra in un museo come il nostro, ma come molti altri, in realtà le cose da vedere sono talmente tante che non puoi pretendere di vederle tutte, e allora tu devi fare una selezione, no? O la fai a monte perché ti sei documentato, o la fai lì sull'istante, come dire così, facendoti attrarre da quello che in realtà ti interessa. Io devo dire che anche io quando visito un museo ormai sono così, io entro in un museo, un grande museo, no? Ma quello che vedo, che voglio vedere sarà l'1%? No? Cioè sono molto selettivo, no? In quello che scelgo di vedere e di guardare, perché pensare di guardare tutto dall'inizio alla fine chiaramente è impossibile. Devo dire che forse i musei attuali nostri, nei loro allestimenti, aiutano poco, no? a selezionare, così hanno un grado di lettura un po' indifferenziato, forse dovrebbe essere un po' più indirizzato, proprio perché le fasce di pubblico, e questo è molto significativo soprattutto per Venezia, ormai la stratificazione del purblico è assolutamente alta, nel senso che c'è di tutto e di tutte le provenienze. C'è il livello culturale e quindi anche il livello di apprezzamento, il livello di interesse, le cose che interessano, no, sono diverse. Diverse proprio, è chiaro, no? Noi abbiamo proprio molti turisti, visitatori proprio che vengono dall'Oriente, no? Ma certamente quello che interessa a noi occidentali è diverso da quello che interessa a loro. Che interessa, il punto di vista, il punto di riferimento. Per esempio si sa, diciamo la nostra arte occidentale, in particolar modo quella nostra italiana, no? Proprio l'aspetto religioso, il soggetto sacro, no? Proprio non dico dominante, ma è molto presente. In un visitatore di diversa religione, di diversa stazione culturale, eccetera, è diverso. Ecco, quindi, come dire, i musei nostri andrebbero un attimo, riordinati, proprio tenendo le culture diverse che entrano. Abbiamo Montebelluna in linea, se no cade la linea, vai!
Ciao Mirella, sono Monia. Ciao Monia. Ciao. 2 parole solo, velocissima, visto che l'argomento. Tu capisci sicuramente, quindi sarò breve, meno tradotta e più lavoro sulla salute mentale e su quello che di tutti noi abbiamo diritto, perché anche con i tempi che vanno avanti credo che è una cosa di cui possano avere bisogno in tante altre persone. E quindi per favore batti su questa cosa, perché ti conosco e cerca di fare qualcosa, te lo chiedo per favore, perché questo argomento è una cosa che mi sta molto a cuore e perché vorrei vedere soffrire meno persone possibili. Grazie Monia di questa telefonata che ti vede protagonista in prima linea, basta ascoltarti e capire che stai vivendo un disagio. Il problema è che mancano i servizi alle persone, è quello che manca. È questo che nel nostro paese che non riusciamo a far capire. Il PNRR era destinato specialmente al terzo settore. Lo stanno deviando. Purtroppo, a malincuore ve lo devo dire, arriveranno pochi soldi perché hanno trovato la soluzione per deviarli da un'altra parte. Perciò tutti questi milioni che si parlava che arriveranno per le cooperative, per tutto, poi frazionati saranno qualche centinaio di euro. Pensate, ecco, che forse qualcuno dovrebbe capire che c'è un popolo, specialmente il nostro, diversamente giovane, abbiamo pochissimi giovani, la denatalità è in aumento, non si fanno più figli, non si investe, bisogna investire sulle scuole, sui bambini, sulla famiglia, ecco, non sui bonus, bisogna investire sulle famiglie. E pensate, io sto cercando adesso, cercherò anche l'aiuto dei Venturato per fare un centro estivo gratuito, perché i centri estivi sono tutti a pagamento e se non li paghi tu li paga il comune, ma sono soldi nostri. E io penso che con tutti i ragazzi che abbiamo in giro e le associazioni di volontariato forse potremmo fare anche i centri estivi gratuiti, o sbaglio? Ma no, perché è diventato business anche quello, è tutto business ormai, e chi vuole fare viene messo da parte perché dà fastidio, perché interrompe il business. Hai capito come funziona? Attenzione, perché c'è un business immenso anche nella solidarietà. Venturato, cosa vuoi dire? Escheo comanda. Escheo comanda. Come ti dicevo prima, bisogna fare rete. Nel nostro territorio ho contato qualche migliaio di associazioni. Se ogni associazione portasse qualche volontario in questi eventi, quindi potrebbe essere il centro estivo, ma potrebbe essere anche, che ne so, una domenica diversa, come abbiamo fatto in questi giorni, Villa Margherita e così via. Basta che ogni associazione porti il presidente, qualche associato, un familiare, il figlio, i figli che devono imparare. Nipoti. Brava. Dopo si va anche a mangiare il gelato, se sta là insieme. Allora cresce tutto. Altrimenti comanda il soldo, le associazioni, torno a quello che ho detto prima, tornano a coltivare il proprio orticello e ci chiudiamo, non si va da nessuna parte. E poi succede con le associazioni che non funzionano e non funzionano a dovere, succedono i casi di cui abbiamo parlato prima. Allora, Presidente De Nardi, come ci saluta? Perché ormai questa ora è volata, prego. Niente, speriamo. Noi avevamo dei progetti che facevamo in collaborazione, a proposito di rete, in coprogettazione con l'ULSS e con altre 2 associazioni del territorio. Si sono conclusi il 31 di gennaio, adesso speriamo che l'ULSS ci dia una mano di nuovo, ma ho paura che con la burocrazia che... Quale ULSS specifichiamo? Perché ci sono varie ULSS, è meglio specificare così non facciamo male a nessuno. ULSS 2, noi lavoriamo nel Vittorio Veneto, Conegliano, Pieve di Soligo, questo è il nostro territorio, quindi
abbiamo sempre collaborato, appunto tutti i nostri progetti li facciamo in collaborazione con la nostra ULSS 2 ripeto, e quindi sono terminati il 31 di marzo, speravamo di poter rinnovare, invece per il momento no, noi ci speriamo ancora e speriamo bene, Presidente, e speriamo bene. Grazie, grazie. Salutiamo la Presidente Maria Denardi, Presidente Associazione Psiche 2000, sezione di Vittorio Veneto e Conegliano. Però prima di salutare i miei ospiti vediamo un altro video, sono talmente belli questi filmati. Andiamo a vedere, Andrea Bellieni ci ha portato La Stampa. La stampa, inventata in Cina nel IX secolo e diventata rivoluzione con Gutenberg nel 1455, viene introdotta in Italia pochi anni dopo. A Venezia arriva nel 1469 grazie a Giovanni da Spira, il primo di una lunga lista di tipografi che nella città lagunare avviano una fiorente attività destinata a diffondere il libro nei più ampi strati della popolazione. Solo per dare l'idea dell'importanza di questa attività, a Venezia ricordiamo che alla fine del 1400 in città erano attive oltre 200 tipografie e che tra il 1450 e il 1500 la metà dei libri stampati in Europa provenivano da Venezia. Siamo nell'antica Biblioteca Pisani ed è qui che possiamo ammirare alcune opere del più noto tra gli stampatori, Aldo Manuzio, di cui la biblioteca del Museo Correr custodisce alcuni rari esemplari. Aldo Manuzio fu certamente uno dei più noti tipografi che operarono a Venezia nel momento in cui la città era la capitale indiscussa della produzione e del commercio editoriale. Manuzio è molto noto per aver introdotto la moderna punteggiatura, così come noi la conosciamo, e per aver usato per primo il carattere corsivo nelle sue edizioni. È noto anche per aver introdotto le edizioni di classici in piccolo formato, una modalità che ha poi determinato il modo di leggere così come oggi è diffuso. Aldo è anche inventore, assieme a Francesco Griffo, del carattere corsivo. A Griffo, bolognese di nascita, va anche il merito d'aver creato il carattere romano Dea Etna, stampato da Aldo nel 1476 e che sarà il prototipo di stampa digitalizzato negli anni 90 che troviamo nei nostri computer. Allora vediamo anche un altro, perché non si possono non vedere questi filmati meravigliosi. Andiamo a vedere Le dame di chi, poi ce lo spiegherà il professor Bellieni. Vediamo se riconoscete. È certamente l'icona del Museo Correr. Le celebri Due Dame, dipinto realizzato su tavola da Vittore Carpaccio nell'ultimo decennio del Quattrocento, all'apogeo politico, economico, artistico e culturale di Venezia. Già appartenuto al primo fondatore delle raccolte d'arte e storia cittadine, il nobile abate Teodoro Correr, il suo fascino assolutamente singolare gli deriva dalla somma di misteri e dubbi che lo circondano. Il soggetto è incerto. Raffigura due nobili donne veneziane, riccamente abbigliate alla moda, che siedono all'esterno su di un balcone esteso con una tipica balaustra a colonnine di marmo. Intuiamo precisamente che l'aria è ferma, come in una afosa giornata estiva. Una indicibile atmosfera mista di noie e di inquietudine sembra aleggiare sulla scena. Dunque un soggetto quotidiano apparentemente narrativo, ma che invece è soprattutto psicologico, assolutamente nuovo e insolito per l'epoca e che proprio per questo eccitò moltissimo la sensibilità ottocentesca. Il grande storico dell'arte John Ruskin definì questo dipinto di Carpaccio il miglior quadro del mondo. Era certamente conquistato dall'atmosfera sospesa, dall'aria di mistero che questo soggetto non chiarissimo emana. In realtà il dipinto molto fece discutere sul suo reale soggetto. Due donne su un balcone, svagate, vagamente annoiate, che fissano un punto esterno al dipinto. Che significato poteva avere? È stato chiarito solo recentemente.
con la scoperta della parte superiore mancante di questo dipinto. Oggi si trova presso il Getty Museum di Los Angeles, raffigura una caccia in valle. Addirittura questo singolare soggetto in realtà non figurava in un dipinto normale, classico. È stato appurato che si trattava in realtà dello sportello, originariamente doppio, probabilmente la porta di un piccolo ambiente, uno studiolo di una ricca casa veneziana. Dunque, la scoperta del dipinto americano che completa ed esplicita il soggetto lo qualifica in maniera assolutamente insolita, originale. Chi fu l'originario committente di quest'opera? Possiamo immaginare, un po' fantasticando, che potrebbe essere stato non un committente, ma addirittura una committente. Una delle due dame che, ironicamente, magari polemicamente rispetto al proprio marito appassionato di caccia, gli fa intendere la propria impaziente attesa e sofferenza in una calda sera d'estate mentre lo attendeva al balcone. Allora, professor Bellieni, intanto sempre grazie, perché da casa hanno potuto ammirare queste meraviglie anche persone che magari non riescono a viaggiare purtroppo per problemi, perciò noi le abbiamo portate all'interno di Venezia, di questi musei meravigliosi che veramente non ci rendiamo neanche conto di quanta bellezza abbiamo. Prego professore, le Dame del Carpaccio. Le Dame del Carpaccio, appunto un'immagine famosissima del Rinascimento veneziano, no? Queste due nobili dame ricchissimamente abbigliate, no? È l'occasione per dire che in questi mesi, fino al 18 giugno, questo dipinto, assieme a molti altri appunto di questo straordinario pittore, sono in mostra presso Palazzo Ducale, la mostra monografica dedicata a Carpaccio. Pensate che è la prima grande monografica dopo 60 anni. Quella precedente risale al 1963, è quella famosa dove si dice che Cipriani, no, inventò il piatto di carne cruda ribattezzandolo col nome del pittore. Ecco, Palazzo Ducale, quindi c'è la mostra dedicata a Carpaccio e ci sono le dame e c'è quello che è spiegato nel filmato che avete appena visto ma non è mostrato, cioè la riunione tra le dame e la parte sopra, che appunto è stata segata alla fine del Settecento, che oggi si trova presso il Museo Getty a Los Angeles. Per la prima volta le due parti, per la prima volta dopo 300 anni, le due parti vengono ricongiunte e così viene chiarito un po' il significato dell'opera. Cioè queste due dame aspettano, svagate, un po' annoiate, il ritorno dei mariti che se la spassavano, li si vedono appunto nella parte alta, a caccia in laguna, caccia in valle, caccia alle ane, tra gli svassi in realtà. Una caccia un po' particolare perché si vede che questi nobiluomini vanno a caccia a bordo delle loro fisolere, sono queste gondole strette e lunghe, diciamo. Curioso perché poi questo termine di fisolera, barca fisolera, si collega al nome dell'uccello cacciato, che è il fisolo, credo l'astrolaga in veneziano. Termine veneziano da cui poi D'Annunzio tira fuori fusoliera, no? Lei che è del settore. Beh, per cui tutto questo discorso per dire che appunto questi nobili vanno a caccia in valle su queste barche, tra l'altro barche condotte da moretti, cioè da personale, da valletti africani, e vanno a caccia cacciando non col fucile ma con uno speciale arco che sparava, che lanciava delle ballotte di terracotta. Parliamo di una Venezia anche multietnica. Certamente perché veramente penso che sia stata d'avanguardia. Adesso abbiamo altre città che ci hanno fregato questo, però io spero sempre di ritornare alle origini perché è più la città più multietnica del mondo. Allora ringraziamo tantissimo il professor Andrea Bellieni, responsabile del Museo Correr di Venezia. Non è professore ma paziente. Ma io avevo scritto
scritto professore, io la chiamo professore perché lei è un professore, Andrea. anche se veramente siamo amici, ma è una persona veramente con una cultura incredibile. Ci conosciamo, da Mirella, tanto. dal secolo scorso. Dal secolo scorso. Salutiamo anche Tony Venturato, giornalista e scrittore. Tony, come ti saluti? Tanto grazie perché mi ha fatto anche la dedica. Guarda, io ti saluto invitandoti il 10-11 giugno a Giavere al Montello presso Villa Wasserman, dove noi paracadutisti faremo la zavorrata del Montello e tutto il ricavato della nostra festa sarà devoluto in beneficenza. Mirella, ti vorremo ospite. Grazie veramente Tony Venturato, grazie anche veramente a questa forma di solidarietà che trasuda, vedete gli ospiti come riescono a capire la sensibilità e soprattutto l'aiuto che bisogna dare anche alla sottoscritta per portare avanti queste persone, queste famiglie. Guardate che anche mercoledì è stata una tragedia, aumentano sempre di più, non ce la fanno neanche arrivare alla seconda settimana, perciò questi aiuti, Tony, sono fondamentali. Vedrete anche la busta che aprirò dopo nella posta di Mirella. Questi aiuti sono fondamentali perché mi danno la possibilità di aiutare tante persone che hanno veramente bisogno. Perciò capite bene che il mondo delle fragilità non è solo fragilità fisica ma anche psichica, come abbiamo parlato, perché se non ci sono soldi va in crisi tutta la famiglia, perché cosa fai? Figli che crescono. Perciò Tony Venturato, grazie di cuore e grazie ancora Andrea Bellini per questo supporto importante che hai dato con la cultura, l'arte questa mattina, perché a casa hanno apprezzato moltissimo, ne sono sicura. Grazie, pubblicità. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'architetto Alessandro Bonnet, presidente Piave Servizi. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui con noi. Guardate cosa è arrivato dal Presidente, io le ho già distribuite. Allora, le borracce, grazie Presidente, la caraffa e questa borsa, guardate, in tessuto naturale, guardate, dove veramente viene pubblicizzato Piave Servizi, identità, territorio, infrastrutture, energia green, case dell'acqua. Grazie Presidente, vediamo se ci sono anche gli altri ospiti collegati con noi da Vittorio Veneto. Antonella Trolese, Presidente regionale Associazioni Incontinenti e Stomizzati del Veneto. Buongiorno, dovrebbe esserci anche la dottoressa Cian, dottor Giulio Agnello Santoro. Buongiorno a tutti. Mi sentite? C'è la connessione che non va molto bene. Beh, intanto parliamo col nostro, tanto che mettiamo a posto la connessione con Vittorio Veneto. Allora, Presidente Bonnet, cosa sta succedendo? Questa siccità fortunatamente è arrivata un po' di pioggia, bisogna dirlo, fortunatamente. La neve si è sciolta, come ha detto ieri un nostro ospite, però ha allagato l'Emilia Romagna, perché con le temperature, la neve e la pioggia è successo il finimondo. Ecco, cosa sta succedendo? Cosa ci racconta? I complimenti questi veramente attrezzi fondamentali e importantissimi che voi state promuovendo per il territorio? Beh, innanzitutto le caraffe e le borracce ci fanno risparmiare un sacco di petrolio e un sacco di petroliere che vanno su e giù per i nostri mari e per gli oceani, perché utilizzandole ovviamente risparmiamo le bottiglie di plastica. Le do solo un numero. Le casette dell'acqua di Piave Servizi, le 34 casette dell'acqua di Piave Servizi fanno risparmiare circa 30.000 bottiglie di plastica al giorno. Pensate. Sono piccole petroliere che risparmiamo ogni giorno. E la gente ha capito il messaggio, perché anche questo è importante. La gente ha capito il messaggio e quel che mi fa più piacere è che sono soprattutto le giovani generazioni e le generazioni meno giovani che hanno capito il messaggio, perché vedo tantissimi ragazzi con questa borraccia e vedo tantissimi meno giovani in fila alle casette dell'acqua a prendere le bottiglie. Quindi bene, è un messaggio che finalmente è passato, è un messaggio ecologico ma soprattutto anche economico, perché un litro di acqua alla casetta costa 4 centesimi, se vado al supermercato costa molto di più. E la qualità è garantita, perché quell'acqua che i cittadini prendono alla casetta e che poi bevono non ha sostato nella plastica per mesi magari al sole, ma arriva direttamente dalle sorgenti, dai pozzi.
quindi credo che sia qualcosa che fa bene anche alla salute. La siccità, per fortuna abbiamo respirato un po', hanno respirato soprattutto i campi, gli orti, i giardini e quant'altro, i nostri corsi d'acqua. Per quanto riguarda le falde a cui noi attingiamo per dar da bere ai 344.000 nostri utenti, dobbiamo aspettare, perché ovviamente le falde hanno un sistema di ricarica che è molto più lungo. Quando l'acqua entra in montagna e poi pian piano va a rimpinguare le dotazioni della falda, ci mette anni, ci mette mesi se non anni, a seconda della configurazione geologica del terreno, di come la falda è strutturata. Quindi bisogna che piova, bisogna che nevichi nel prossimo inverno. È un dato positivo questo, soprattutto per l'agricoltura. Non dimentichiamo che ogni volta che apriamo il frigorifero, a monte del frigorifero c'è qualcuno che ha prodotto quella sostanza e quella produzione deriva dalla pioggia, dalla coltivazione e quant'altro. Quindi bene, speriamo che continui così, ovviamente, e incrociamo le dita e preghiamo il nostro Signore. Presidente, però anche questa siccità ha messo in luce delle zone che dovrebbero essere pulite. Ecco, l'importanza della pulizia di questi fiumi, di questi canali, che forse ti rendi conto proprio nel momento della siccità che forse qualcuno avrebbe dovuto provvedere prima, averlo fatto prima. Ecco, cosa si sta facendo? Siamo a un buon livello? Allora, intanto chiarisco una cosa, perché una signora fuori qua mi ha chiesto: ma i fiumi, voi come siete con l'attingimento dei fiumi? Allora, la nostra società non attinge neanche un litro d'acqua dai corsi d'acqua o dai laghi. È tutto quello che vedete quando aprite il rubinetto, deriva tutto da sorgenti o da pozzi di estrema profondità, 80-100 metri. Detto questo, e la pulizia sia importante, è importante che ognuno faccia la sua parte. Ricordo che quando io ero bambino, ogni volta che pioveva, i contadini prendevano il pastrano, il cappello e partivano col badile e andavano a pulire il fosso davanti a casa. Adesso questo non si vede più, anzi si cerca di pian pianino, mese dopo mese, di buttare i rifiuti anche umidi nei fossi, perché poi fare tutto un dritto. E questo portato alle grandi dimensioni genera pian pianino degli intasamenti, evidentemente. Se in più ci mettiamo anche che la natura e l'intensità delle precipitazioni sono cambiate, e questo è evidente, ce lo dicono istituti obiettivi come l'ARPAV e gli altri fonti di rilevazione, se mettiamo tutto questo insieme, il risultato dell'equazione sono gli allagamenti, sono le crisi, le criticità, i danni per i cittadini e per le imprese. Ecco, il ruolo dei consorzi di bonifica, perché molti dicono: ma come, noi paghiamo questi consorzi però non riusciamo, ecco, la trasparenza che vorrebbe qualcuno. Ecco, ci può spiegare il ruolo dei consorzi di bonifica? Perché c'è un presidente, c'è un direttivo, c'è un CDA, prego. Beh, allora i consorzi di bonifica intanto nascono un centinaio d'anni fa, quando con la legge sulla bonifica integrale, io mi ricordo a scuola la studiavamo, la legge sulla bonifica integrale, che è degli anni 20, e è stata fatta dal fascismo per bonificare le paludi puntine, come ricordiamo le abbiamo studiate tutti a scuola, eccetera. I consorzi di bonifica cosa stavano a significare? È un raggruppamento di proprietari che si mette insieme per gestire il deflusso dell'acqua, sostanzialmente è quello. Portato dopo 100 anni, tutto si è modernizzato, ci sono tecniche di gestione importanti, e però è questo, è un gruppo di cittadini, dei quali facciamo parte anche noi, che si sono messi assieme, in forma obbligatoria ovviamente, per gestire il deflusso delle acque. Il consorzio di bonifica fa investimenti che sono fondamentali per la regimazione idraulica. Ovviamente il presidente Gerolimetto potrebbe essere molto più... Che abbiamo avuto anche ospite. Che avete avuto anche ospite, molto più preciso del sottoscritto. Però questo è il senso del consorzio di bonifica. Fare rete tutti assieme per un bene comune, giusto? Esattamente. E il consorzio di bonifica Piave fa degli investimenti che sono importanti proprio per riuscire a garantire che la gente non vada sott'acqua, oppure la parte alta del territorio abbia la giusta dose d'acqua per le coltivazioni agricole.
Allora, una cosa molto importante che lei ha detto, c'è molta sensibilità da parte dei giovani, dei ragazzini, ma voi siete arrivati anche a scuola con queste borracce, state cercando di fare anche un'educazione civica molto importante che loro sanno apprezzare. Prego, Presidente Bonnet. Beh sì, tutti i ragazzi delle nostre scuole, noi ci siamo messi assieme con le altre utilities dell'acqua e anche dei rifiuti per dotare tutti i ragazzi delle nostre scuole di una borraccia. È una borraccia... questa qua è un materiale riciclato e riciclabile, di origine plastica, ma è riciclato e riciclabile. Quello dei ragazzi è in alluminio. È un materiale in alluminio fatto in Italia e anche quello è riutilizzabile e riciclabile. Made in Italy, fortunatamente. Assolutamente made in Italy. E arriviamo ogni anno in ogni classe. Perché dico ogni anno? Perché ogni anno c'è qualche ragazzo nuovo che arriva, quindi oltre alla consegna alla borraccia, insieme con i comuni e con gli insegnanti, si fa anche una sorta di introduzione alla cultura dell'acqua, che è fondamentale. Partire dalle giovani generazioni vuol dire avere una garanzia per il futuro. Allora, si è collegata anche con noi la dottoressa Rita Chan, coordinatrice del Centro per l'Incontinenza e Stomia dell'ULSS-2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Mirella, sempre un piacere essere qui con lei. Piacere mio, non a caso vi ho invitato a Acqua e Incontinenza, andiamo proprio bene questa mattina, ma soprattutto anche la ricerca e quello che voi state facendo. Prima si parlava di malattie mentali, di patologie, il coraggio di dire sto male, ho bisogno di aiuto. Anche voi trattate un tema che fino a poco tempo fa si sentiva pochissimo, ci si vergognava addirittura di parlare di questo. Un po' alla volta, grazie all'informazione, ma soprattutto anche ai viaggi itineranti che avete fatto con questi camper per parlare, per divulgare, è molto importante. Prego, dottoressa Chan. Sì, Mirella, anche oggi siamo qui a Vittorio Veneto e portiamo la nostra voce ai cittadini di Vittorio Veneto perché bisogna uscire da questa paura, bisogna uscire da questa incertezza. Noi portiamo la parola dell'ULSS-2 e diciamo ai nostri pazienti, diciamo alle persone che hanno bisogno di noi, ricordatevi che noi ci siamo con un centro altamente specializzato situato presso l'ULSS-2 Marca Trevigiana Ospedale di Treviso e accogliamo le persone, ci facciamo carico del paziente e lo seguiamo nel percorso dell'incontinenza e della stomia. Quindi il nostro viaggio continua oggi a Vittorio Veneto, la prossima tappa molto probabilmente sarà Conegliano e siamo sempre qui per dare una forma di speranza alle persone che soffrono di questo problema. Allora, grazie Mirella. Vedo vicino a lei il dottor Giulio Agnello Santoro. Ciao, buongiorno ciao. Dottor Santoro. Allora, innanzitutto grazie per la possibilità che ci dai come al solito. Oggi non sono vicino a te, ma siamo in questa splendida piazza che è Piazza del Popolo di Vittorio Veneto e come diceva la dottoressa Chan prima, siamo qui oggi in trasferta perché è necessario muoversi e noi diamo questo messaggio anche simbolico, se vogliamo, di uscire dall'ospedale e di andare incontro alla gente, ai cittadini, alle persone che hanno questi problemi e che molte volte per paura, per vergogna si chiudono in casa e noi invece proprio con questo messaggio di muoverci andiamo noi incontro alla gente, incontro alla popolazione. Dottor Santoro, lei ormai è un veterano di questo perché stiamo parlando di un coordinatore di questo centro di incontinenza e stomia dell'ULSS-2 Marca Trevigiana. Com'è l'approccio rispetto a anni fa del cittadino, ecco, della persona comune che vi vede e forse si avvicina, anche se non ha bisogno, ma di capire qual è il problema? Hai fatto una ottima osservazione, Mirella, perché è cambiato tanto. È cambiato tanto, noi da quando abbiamo iniziato vedevamo, ti dico, non più di una cinquantina di persone all'anno. Adesso siamo arrivati a vederne anche 2.000 o 3.000 in un anno. Cosa vuol dire questo? Che le campagne di informazione, che anche grazie a te, grazie a Antenna 3, che ci è sempre stata vicina, andare con il camper tra i vari comuni, ha portato i suoi frutti.
perché molto del fatto che le popolazioni, che il cittadino non si avvicina è dovuto alla disinformazione. Allora noi siamo qua oggi per fare informazione, per trasmettere anche un messaggio di speranza, e devo dire che abbiamo avuto davvero un ritorno molto importante. Anche perché grazie all'informazione anche queste persone che purtroppo hanno avuto degli interventi e hanno bisogno anche di un supporto anche psicologico, perché a volte non è sempre facile, però dobbiamo anche dire che grazie alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia si sono fatti dei passi avanti. O sbaglio, dottor Santoro? No, dici benissimo, si è fatto tantissimo anche dal punto di vista non solo del trattamento chirurgico, dove ci sono interventi sempre più cosiddetti mini invasivi, vengono fatti molti di questi con anestesia locale, i pazienti vengono dimessi lo stesso giorno dell'intervento, ma quello che è importante è il gruppo multidisciplinare, cioè perché noi non lavoriamo da soli, ma lavoriamo con un insieme di persone e di colleghi che ci aiutano nei vari aspetti della patologia. Va bene, venga dottoressa. Ad esempio ti volevo presentare la fisiatra di Vittorio Veneto. Prego dottoressa. Inquadriamo la dottoressa. È la fisiatra, cioè quella che prende in carico il paziente per le cure di riabilitazione, ed è un passaggio molto importante prima di arrivare alla chirurgia. Se volevi dire qualche parola. Prego dottoressa, perché questa riabilitazione con queste ginnastiche mirate sono molto importanti, bisogna farle, bisogna eseguirle e lasciarsi accompagnare. Prego dottoressa. Sì, io mi occupo di questo da alcuni anni e devo dire che l'afflusso a questo ambulatorio sta aumentando notevolmente ed è una cosa che mi fa molto piacere. Vedo che le pazienti hanno io parlo principalmente di pazienti donne, perché la maggior parte delle pazienti che visito io sono pazienti che sono affette da incontinenza urinaria. Alcuni pazienti comunque con stomie, la riabilitazione post chiusura di stomie, questa la vediamo più raramente, però comunque c'è, e devo dire che questo aumento di pazienti probabilmente è dovuto al fatto che i medici di base sono più sensibili e anche i pazienti hanno un pochino più di coraggio, perché sanno che c'è anche la possibilità di migliorare. Vedo anche che vinto un po' l'imbarazzo della visita o della prima seduta di fisioterapia, non è mai capitato che una paziente abbia abbandonato il percorso perché non si è trovata bene, anzi sono contentissime e in genere i risultati sono molto soddisfacenti, quantomeno nel migliorare la qualità della vita e nel ridurre, se non risolvere il problema per cui si sono recate dal medico. Ecco dottoressa, l'appello che lei vuole fare questa mattina è di continuare con queste terapie, con queste ginnastiche che sono fondamentali, di seguirvi, perché è un percorso magari anche medio-lungo, però bisogna insistere. O sbaglio dottoressa? Certo, allora il passaggio in ambito ospedaliero serve perché le pazienti imparino correttamente gli esercizi e abbiano già un miglioramento. È fondamentale, io questo lo dico sempre già alla visita, il continuare poi la riabilitazione del pavimento pelvico anche a casa. Una volta che si sono imparati gli esercizi e un pochino di norme comportamentali, la situazione diventa sicuramente più gestibile. Gli esercizi sono cose facili che riescono a capire tutte le pazienti. Io sono riuscita a trattare una paziente del 34 con ottimi risultati, quindi io dico non abbiate paura, perché poi si sta meglio. Ecco, è da questa mattina che diciamo non dovete aver paura, avvicinatevi, ecco, cercate di capire, di conoscere. Allora salutiamo i nostri ospiti, perché non ho... Prego dottor Santoro. Sì, allora volevo adesso però dare la parola alle associazioni pazienti, perché tutto questo che noi stiamo facendo lo stiamo facendo insieme alle associazioni pazienti. Qui c'è la Antonella Trolese, che è presidente regionale. Buongiorno dottoressa Trolese, veloce perché ormai il tempo corre, siete in tanti, prego. Piacere di sentirla. Anche noi siamo qui in piazza perché abbiamo una splendida collaborazione col dottor Santoro e il suo centro e con l'ULS 2. Siamo qui in piazza proprio perché, come il dottor Santoro,
cerchiamo di fare informazione. Il compito dell'associazione regionale insieme alle sue consociate, e qui abbiamo il rappresentante, il signor Padovan dell'associazione specifica di Vittorio Veneto, cerchiamo di andare nelle piazze. Abbiamo fatto un po' la stessa cosa in tutto il Veneto, toccando con questa tappa la 14ª tappa in Veneto. In ogni ULSS collaboriamo con i vari centri, i medici di riferimento, ma abbiamo una splendida collaborazione qui nel Trevigiano con il centro di terzo livello, dottor Santoro e il suo team. Ecco, non posso sentirvi tutti perché sennò non ce la faccio, anche un altro ospite in studio. Il tempo è tiranno, vi aspetterò in presenza qui a Sveglia Veneti, così mi racconterete tutto quello che è successo. Saluto tutti, vi ringrazio veramente di cuore perché state facendo un lavoro immane. Che a Vittorio Veneto c'è un'associazione che si occupa di pazienti incontinenti somministrati. Grazie, grazie infinite, lo avrò ospite così lo sentiremo, e buona giornata e buon lavoro. Come ha sentito veramente Presidente Bonnet, il lavoro è immane, avevo sentito i numeri in poco tempo come sono aumentati, perciò questo fa ben sperare, la gente si avvicina, capisce l'importanza del territorio. Allora io direi proprio che lei ci racconti anche questa storia del territorio che vi sta a cuore, non a caso investite. Ecco, questo è un investimento che fate per una cittadinanza attiva, o sbaglio? Prego Presidente. Assolutamente, noi viviamo col nostro territorio, dobbiamo essere i primi difensori della bontà del nostro territorio, perché l'acqua che diamo da bere a 344.000 persone ogni giorno arriva dal territorio. Ripeta il numero, perché i numeri sono fondamentali. 344.000 persone, e rispondiamo con la nostra testa della qualità dell'acqua che diamo da bere. Però l'acqua ci arriva dal territorio e se noi per primi non lo tuteliamo non riusciremo a dare questo prodotto, tra virgolette prodotto, di qualità, non riusciremo a continuare a darlo di qualità. Noi l'altra sera ero in un comune a fare una serata sul risparmio idrico e sull'importanza di continuare a tutelare la risorsa idrica, e mi chiedevano del sistema Italia. Noi viviamo in un sistema che è ampio e variegato, forse non ha neanche senso di parlare di sistema Italia a livello dell'acqua, perché facevo l'esempio di quando qualcuno di noi è stato in alcune regioni e vede nei tetti piani quei serbatoi azzurri, non sono serbatoi di qualche altra sostanza particolare o frigoriferi o impianti vari, sono serbatoi dell'acqua, perché in quei posti l'acqua arriva 2 ore al giorno e quindi deve essere immagazzinata per poi farla scorrere nei rubinetti in tutto il resto della giornata. Noi non dobbiamo assolutamente permettere che si verifichino cose del genere. Allora, Presidente Bonnet, io devo farle questa domanda perché c'è una cosa che preoccupa il nostro territorio, specialmente quello dell'Alto Vicentino, che sono i PFAS. Questi PFAS che veramente abbiamo letto e sentito anche in questi giorni stanno preoccupando non poco, perché sembra che anche la verdura venga contaminata se annaffiata con queste acque. Lei cosa ci può dire? Allora, per quanto riguarda il territorio di Piave Servizi, non siamo interessati da lo diciamo bene, che così non si fa confusione. Come dico, noi rispondiamo quotidianamente con la nostra testa di quello che diamo da bere ai cittadini. L'acqua viene controllata 1500 volte all'anno, quindi vuol dire quasi 5 volte al giorno. E viene controllata non solamente da noi, ma da una rete di laboratori, 1200 volte da una rete di laboratori, cioè vuol dire che non c'è un unico laboratorio che può sbagliare, ma ci sono più laboratori che si turnano nel controllarla. E poi ci sono i laboratori dell'ULSS, che sono indipendenti, autonomi e autorevoli, mi consenta anche di dire. Quindi noi rispondiamo di questo. Non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, le fonti vanno protette soprattutto gli scarichi. Abbiamo purtroppo, soprattutto in passato, ci sono state delle realtà come quelle della Miteni, il PFAS derivano da Miteni. Però mi consenta di dire anche un'altra cosa, senza volontà polemica, che il Veneto si è dotato di una legge in cui si dice che la percentuale, il contenuto dei PFAS deve essere 0, e quindi se un'acqua ha anche un 0,
non viene più consentita la sua diffusione a livello potabile. Ci sono altre realtà, sempre nello stesso paese, in cui i PFAS non vengono neanche controllati e quindi se non si controllano non si trovano. Sì, però noi non dobbiamo guardare il peggio, dobbiamo guardare sempre al meglio, perché se io sento che ancora questa Mitteni non è stata messa in sicurezza, capisce bene, e che l'acqua che continua a uscire in affia, gli orti, perché è quello che si fa, ci viene veramente un punto di domanda. Per questo io l'ho invitata, perché è un tema attuale. Ci sono queste mamme che hanno creato questi comitati con questi valori del sangue che non si sa bene ancora come andrà a finire, perché non c'è statistica. Ci sono medici che stanno studiando, che hanno formato comitati, perciò è molto importante quello che sta dicendo lei, mai abbassare la guardia, sempre col controllo massimo. Prego, Presidente. Beh, infatti abbiamo proprio tenuto, credo che in Veneto si sia tenuta proprio lo spirito che ha detto lei, cioè di non guardare gli altri ma essere i primi per scrupolo, per qualità, per quantità. Gli investimenti sono stati fatti e a tempi di record. Io stesso sono andato a vedere l'impianto a carboni attivi di Trissino qualche anno fa, perché è già qualche anno che funziona, e questo ha permesso nel giro di qualche settimana di abbassare il livello di PFAS a zero. È logico che il fenomeno non si risolve con uno schiocco di dita, come Roma non è stata costruita in una notte. Perché? Perché degli inquinamenti così estesi creano problemi che durano nel tempo e si diffondono all'interno di un territorio esteso. Ripeto, non si risolve con uno schiocco di dita. Derivano dal passato, da un passato in cui non c'era una sensibilità ambientale necessaria, anche perché magari c'era più attenzione al profitto, agli investimenti, senza guardare alle ricadute in termini ambientali. Senta, Presidente Bonner, si parla molto di questi colabrodo che sono i nostri acquedotti. Qui da noi come sta andando, come va, come sono i nostri acquedotti, il nostro acquedotto? Beh, allora, le nostre aziende sono aziende di primo ordine. Piave Servizi è stata classificata dall'autorità di regolazione, quindi l'autorità indipendente, la cosiddetta ARERA, tra la top 10 nazionale, tra 2.500 aziende. Tenga conto che su 2.500 aziende che ci sono in Italia ce ne sono 2.250 che non sono neanche valutabili. Sentite che numeri? Il resto sono 250 che sono delle aziende importanti, organizzate secondo la normativa attuale. Noi tra le 250 valutate siamo nella top 10. Gli investimenti di cui abbiamo bisogno sono cospicui. Questo dico perché? Perché negli anni 60 e 70 è stata costruita la parte più corposa delle reti acquedottistiche del nostro territorio. E negli anni 60 e 70 per fare un acquedotto intanto costava molto meno, per una serie di cose, meno sicurezza, meno cose che vogliamo dimenticarci. Però a parte il fatto che costasse meno, gli acquedotti venivano fatti con la fiscalità generale. Cosa vuol dire? Con i soldi delle tasse i comuni realizzavano gli acquedotti. Dagli anni 90, dagli anni 80, diciamo, per una serie di cose legate alla contingenza economica, alle crisi economiche, eccetera, non si è più investito negli acquedotti. Le aziende come la nostra hanno iniziato a investire qualche anno fa, perché con il sistema di regolazione e la costruzione della tariffa ti permette di fare gli investimenti. I soldi della tariffa che paga lei quando va a pagare la bolletta servono per andare a costruire anche le reti degli acquedotti. Vengono investiti praticamente. Assolutamente. Abbiamo bisogno di molti più investimenti e questo si realizza con due strade. O si utilizzano i soldi delle tasse, quindi i soldi dello Stato, per fare gli investimenti. Come sempre, diciamo. Come sempre, oppure bisogna aumentare le tariffe. Faccio l'esempio, in Germania l'acqua, un metro cubo d'acqua mediamente costa, tra la fornitura e la depurazione, costa 5,60 euro. Un metro cubo d'acqua di Piave Servizi costa 1,80 euro. Ma cosa vuol dire? Non è che i tedeschi prendano quei soldi e si divertono a far feste. Li usano per fare gli investimenti sulle reti acquedottistiche, sugli impianti di depurazione. Noi dobbiamo capire, questo deve farlo chi si occupa di organizzare il sistema idrico integrato, cioè il legislatore, che sistema scegliere. Se quello, tra virgolette, tedesco, che è anche quello francese, perché anche in Francia siamo poco sotto,
di alzare le tariffe, se questo è sostenibile per le nostre famiglie e per le nostre imprese, oppure se non sia necessario utilizzare i soldi della fiscalità generale, per esempio anche i soldi del PNRR, per andare a agire sulle reti, quindi sui tubi, sugli impianti. Dico che il PNRR è stato finora veramente molto tirchio con le reti idriche, perché a livello Italia sono previste 900 milioni. Tenga conto, le ho solo questo dato e poi mi taccio sul tema, che per sostituire quella parte di tubazione di piavi servizi che è stata realizzata tra il 60 e il 70 avremo bisogno di 500 milioni di euro. E gli investimenti che noi facciamo ogni anno e che sono quadruplicati con la mia presidenza sono di 20 milioni all'anno. Perciò i numeri sono numeri. Allora io ringrazio tantissimo il Presidente Bonnet per essere stato con noi veramente e che ha dato dei numeri importanti, perché dobbiamo dare i numeri, non in un lato negativo ma in un lato positivo, perché abbiamo bisogno di queste informazioni chiare. Ricordo anche la 29esima edizione della Festa del Cason della Pastoria del Borgo Furo, che si terrà domani, domenica 7 maggio, Festa del Cason, gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, perciò chi è libero partecipi, perché è molto importante. Veramente grazie Presidente, grazie anche di questi omaggi veramente importanti che ci ha portato, ma soprattutto il messaggio che deve arrivare a casa, l'importanza dell'acqua, ecco, adoperarla nella maniera, nel modo giusto, non come quello che abbiamo sentito questa mattina, che irrigava i vigneti con l'acqua, veramente, ecco, è stato bloccato, fermato, qualcuno ha visto, perché sono cose inaudite in un periodo veramente incredibile, dove abbiamo bisogno veramente dell'acqua che venga veramente centellinata, non a caso, perché non si sa cosa succederà in futuro. Grazie all'architetto Alessandro Bonnet, Presidente Piave Servizi, e andiamo con la posta della Mirella, però questa mattina, come ogni sabato, è la posta e la poesia per Mattia Battistetti. Una settimana piena di ospiti, una settimana importantissima, anche questo sabato, tantissimi ospiti. Abbiamo sentito tante notizie, imparato sempre tante cose, però io vorrei ricordare una persona che rappresenta tante persone, che è Mattia, come tutti i sabato, Mattia Battistetti, che non c'è più, che mercoledì c'è stata questa udienza, un po' di luce nel tunnel per questa famiglia disperata che non si dà pace per questa perdita di questo adorato figlio. E loro mi avevano portato una busta che io non avevo aperto, perché volevo aspettare il mercoledì cosa succedeva. È una busta che dice molto, dice l'importanza della vicinanza che noi facciamo alle persone che hanno bisogno e che loro in qualche modo cercano di ricambiare, perché sanno che Sveglia Veneti, Mirella con tutti i suoi volontari, col Banco Solidale, con Villa Margherita Inclusiva, ha bisogno di essere aiutata. Allora, prima cosa apriamo questa busta. Dentro ci sono 100, 200, 300, 400, 500 euro e leggiamo anche il biglietto. Banco Solidale. A Mirella, questa piccola goccia per il tuo cuore grande come l'oceano. Grazie Monica, Anna, Giuseppe, Rosanna e Luciano. Ecco, capite bene quanto importante per me sono questi contributi, perché anche ieri sono andata a prendere tantissime cose per il Banco Solidale, ad esempio il latte, che sono sempre senza. Abbiamo preso più di 600 litri di latte. Abbiamo preso le cose necessarie per dare la possibilità alle persone di avere la dignità di una borsa che si chiami borsa della spesa. E questi contributi servono anche a questo, perciò io ringrazio tantissimo questa famiglia, come tutte le famiglie che mi aiutano in continuazione anche col 5 per 1000 e mi danno la possibilità poi di aiutare altre persone in difficoltà. Allora leggiamo la poesia per Mattia Battistetti. È lui che scrive: Ciao mamma, oggi il mare è increspato e le onde fanno un suono meraviglioso.
C'è una tempesta di scosci, tra onde e scogli, da paradiso. Il sole è nascosto tra le nuvole, timido, debole, gioca a nascondino. La gente attorno a me non si accorge che vago. Mi siedo su uno sdraio in prima fila, in spiaggia. Saremo in 10, in tutto, che cerchiamo noi stessi. L'aria sa di salsedine, dicono, io la percepisco lievemente. C'è una barca a vela, instabile come i miei pensieri, che fluttua in un mare agitato per donarle una rotta tranquilla. E nonostante ciò, mamma, la barca corre comunque. Si inceppa, si sbilancia, trema ma continua, come te. Lo so che non sei qui, lo so che sei a casa perché tu al mare non ci vuoi più tornare. Lo so perché da quando io sono passato ad essere farfalla, tu di me non t'accorgi più. È fresco qui, mamma. Sarebbe una di quelle giornate in cui il tuo maglioncino di cotone blu non potrebbe mai mancare. Vorrei soltanto scaldarti con un abbraccio, mamma, ma sono troppo leggero per farmi sentire. Gli ombrelloni sono chiusi oggi. Il ragazzo delle prenotazioni vaga a vuoto per la spiaggia. Sedetevi pure, con questo tempo ve lo regalo io l'ombrellone. Sento che ad un ragazzo. Meno male, mamma. Mi sento meno in colpa ad essermi posato su questo sdraio ora. Mi logora l'idea di non riuscire a farmi vedere da te, sai? La sabbia mi vola in visa. Tutti strizzano gli occhi, tranne me. Potrei gridare con gli occhi spalancati che ci sono granelli invisibili che fanno molto più male. Immagino te e i tuoi capelli neri sul viso, intrecciati e spettinati, e quel tuo camminare elegante e leggero che lascia le impronte dei tuoi piedi scalzi sul bagnasciuga. Ho visto il tuo nuovo tatuaggio, mamma, proprio tu, che a me non me l'hai mai lasciato fare. Però lo ammetto, quello che volevo io era leggermente eccessivo. Ho visto il punto in cui l'hai fatto, il polso, uno dei più dolorosi. E tu, imperterrita, non hai mai mollato. Sono stanco di parlarti e di non ricevere risposta, mamma. Te lo dico, stanco perché tu non mi vuoi vedere. Non vuoi accettarmi così. Ci sto mettendo tutto me stesso per accettarmi, anche io. Non rendiamo le cose più difficili, per favore. Ti imploro, mamma. Fai come si fa col mare. Ascoltami come ascolteresti le onde e fatti trasportare, trascinare e, se ci riuscirai, cullare. Mamma Monica, ascolta le parole di tuo figlio. Comincia una nuova fase per te e per la tua famiglia. Ti prego, guarda che tuo figlio vorrebbe questo, ascoltalo e forse troverai un po' di serenità. Ciao, buon weekend.